Grazie a tutti di essere venuti. Come sapete, oggi parleremo della filiera del libro. Cosa c'è dietro un libro? Questa giornata è stata organizzata dall'Associazione Culturale Venezia in Vita e Confesercenti e Confartigianato, con il contributo della Camera di Commercio di Venezia. Ora io farò una breve presentazione di quelli che saranno poi i relatori, cominciando da Michele Catozzi, che è un autore, Vittorio Bustaffa come illustratore, Roberto da Re Giustiniani, editore, Elio Vecchi come distributore, Fabrizio Berger, grafico, Marco Sartore, tipografo, Giandomenico Tono, libraio, e me di Atta che ci presenterà i podcast sulle librerie indipendenti. Ovviamente Angelo, scusa, mi hai saltato Alessandra Barcaro, che è la redattrice. Ecco. Ho saltato Alessandra Barcaro. Scusate perché non ce l'ho, perdonatemi, mi perdoni. Ovviamente Cristina Giussani, probabilmente la conoscerete tutti, presidente Confesercenti eccetera eccetera, farà da moderatrice. Quindi passo la parola a Cristina. Grazie a tutti, anche da parte mia. L'ordine delle partecipazioni che ha indicato adesso Angelo sarà un po' diverso, perché io inviteremo uno a uno i vari relatori qua al tavolo dei relatori, ma lo farò nell'ordine vero di come si fa un libro. Quindi perdonatemi se nella lista che vedete alle mie spalle interverrete in ordine un po' diverso, ma io ho piacere che sia fatto tutto, perché è così che si fa un libro. Allora, come ci è venuta questa idea? L'idea ci è venuta perché io, che sono anche libraia, oltre che piccola editrice, spesso sento in libreria i clienti che si lamentano che i libri sono cari, no? Allora, quando io sento un cliente che dice che è caro un libro da 16, magari 20 euro, ecco, e penso a tutte le figure che ci hanno lavorato dietro, a tutto il lavoro che c'è dietro per fare arrivare quel libro sul banco della libreria e venderlo al cliente o fornirlo alla biblioteca, mi sono detta, cioè me lo dico da tantissimo tempo e lo spiego regolarmente al cliente, ma ho detto forse è giusto fare un piccolo convegno di cui tra l'altro terremo traccia, perché avviso anche già i relatori, se qualcuno non fosse d'accordo magari poi ce lo dice, che noi stiamo registrando l'audio, perché poi vorremmo fare una piccola pubblicazione, gli atti di questo piccolo convegno da distribuire anche a tutti quelli che non sono venuti oggi, perché poi noi oggi abbiamo fatto un grandissimo battage. Io ho invitato tutte le scuole della città metropolitana, ho invitato i librai, abbiamo invitato tanti editori, ma evidentemente forse l'orario, forse la pioggia, però vedo che un pochino mancano, no? Invece è proprio questo il punto, secondo me, che manca, e sono sicura che alcuni dei nostri relatori lo ripeteranno e approfondiranno il tema. Io ritengo che sarebbe molto importante che fra i vari elementi della filiera, in particolare editori, librai, bibliotecari, distribuzione, ci fossero dei legami ancora più forti di quelli che ci sono oggi, magari anche proprio dei legami associativi più forti, per controbattere magari altre cose che sono più grandi di noi, che sono arrivate negli ultimi anni, di cui poi parleremo dopo, e che però magari ci fanno un po' soffrire quello che invece è quello che io chiamo la filiera della qualità, perché lavorare bene in una filiera sana, dove ogni elemento della filiera lavora con qualità, e quando io dico qualità non intendo solo la qualità della stampa o la qualità del testo, ma proprio la qualità dei rapporti fra di noi, la qualità dei rapporti fra chi crea e chi legge e chi poi utilizzerà il libro. Un altro argomento di cui sicuramente parleremo è i dati di lettura in Italia, sempre bassissimi, siamo sempre l'ultimo paese della comunità europea come dato di lettura, ma siamo veramente lontani dagli altri, siamo vicini alla metà della media europea, laddove la media europea è intorno al 75-80% a seconda degli anni, noi siamo sempre fermi sul 40%, in compenso siamo il paese d'Europa che in proporzione ai lettori pubblica di più. Io ricordo 2 o 3 anni fa
c'era stato in Inghilterra uno scandalo perché durante il Covid erano uscite meno novità, improvvisamente finisce o comunque si allenta il Covid e in settembre 2022, se non mi sbaglio, magari Roberto mi aiuterà, scandalo in Inghilterra e in una settimana sono usciti 600 titoli, ma magari uscissero 600 titoli da noi, ne escono, cioè, l'anno scorso abbiamo 80.000 ISBN in Italia, 80.000 ISBN, dividete per il numero di settimane. Allora, è una piaga, ragazzi, Quindi, anche qui la qualità. La qualità sta nel decidere che forse pubblichiamo un po' meno, pubblichiamo meglio, quello che pubblichiamo è distribuito bene, in libreria i libri stanno un po' più che un mese, le novità, cerchiamo di creare anche, come dire, dei sistemi per cui le librerie sono anche portatrici di catalogo e non solo di novità, insomma, sono tutti argomenti di cui ognuno di voi poi parlerà perché io farò le domande a tutti voi. Mi dispiace tantissimo che oggi avevamo invitato anche una bibliotecaria che purtroppo non è potuta venire, ma poi in realtà ho fatto un po' di fatica perché ho cercato anche qualcun altro, i bibliotecari probabilmente un po' l'orario non era, e anche la traduttrice purtroppo che io volevo invitare oggi non è venuta, però sono anche questi pezzi della filiera. Quindi a questo punto adesso io inviterò uno alla volta voi a parlare, vi farò un po' di domande e speriamo che poi ci saranno qualche domanda dopo anche dal pubblico e che comunque ci sia poi anche un dibattito anche fra di noi. Devo anticipare ancora qualcosa? Beh, insomma, diciamo che c'è ancora una cosa di cui volevo così nell'introduzione volevo dire, è che essendo io sia editore che libraio, ho forte in animo anche il tema della distribuzione. E anche lì in Italia oggi siamo in balia di 2 grossi poli distributivi che però per varie ragioni funzionano molto male, mentre abbiamo visto che la distribuzione più piccola, più territoriale, più indipendente funziona benissimo. Allora c'è da domandarsi anche, no? Adesso, per non fare nomi e cognomi, Messaggerie Libri, che sta spendendo qualche decina di milioni di euro per attrezzarsi con un nuovo stabilimento. Sono 5 anni che Venezia risulta sempre un atollo del Pacifico per Messaggerie Libri. Da Piacenza a Venezia ci vuole una settimana. E questo è inaccettabile se vogliamo lavorare nella qualità, che vuol dire anche fornire al cliente il libro non ce l'ho in libreria, dopodomani è qua. No, tra una settimana è qua, perché se fra una settimana è qua, intanto te lo porta qualcun altro magari. E poi ne parliamo dopo di qualcun altro perché sennò mi vengono. Quindi a questo punto io direi, se siete d'accordo, cominciamo. E quindi il primo elemento, senza l'autore non esiste il libro. E quindi invito Michele Catozzi. Ecco, a scanso di equivoci e incomprensioni, gli invitati oggi li ho invitati io nel mio cuore con la mia simpatia, non ho fatto altre scelte, la scelta è ho invitato persone che mi piacciono, con le quali ho sempre lavorato bene e con le quali so che si può lavorare bene nel senso in cui ho detto finora, quindi è così, ecco, non che, perché no l'altro, no, è così, basta. Michele, tu sei il primo di questi. Grazie, infatti è il primo anche nell'elenco ufficiale. Sì, perché senza l'autore effettivamente non si comincia. Allora, innanzitutto ti chiedo da quanto tempo scrivi, come sei arrivato a pubblicare, come sei arrivato al tuo editore che è Tea, che quindi è un editore anche di peso in Italia, che fa parte di un gruppo importante. E quindi cominciamo così, poi ti faccio le altre domande. Io scrivo da una ventina d'anni, però ho cominciato a pubblicare dal 2015, quindi sono nato, ci è voluto un po' di tempo prima di riuscire ad arrivare alla pubblicazione. Sono stato fortunato, non ho fatto il calvario degli autori che devono mandare agli editori e aspettare anni per riuscire ad avere la pubblicazione. Ho partecipato a un concorso indetto dal gruppo James, che è il secondo gruppo a proposito insomma di potere, di forza anche distributiva, e sono riuscito a vincerlo, era un 2400, insomma ho avuto molta fortuna. Il romanzo è piaciuto, è stato pubblicato e poi nel frattempo ne ho pubblicati altri 4, adesso il sesto dovrebbe uscire, speriamo entro la fine dell'anno. Ecco, questo sono fortunato, è un po' un'anomalia nel settore, perché gli autori purtroppo fanno fatica a trovare in questo mare magnum di pubblicazioni un po' difficile.
Quindi non so se mi avevi fatto un'altra domanda, ho sintetizzato proprio all'osso perché magari ci sono cose più interessanti Ecco, e allora... C'è una cosa che vorrei dire, forse la dico subito perché secondo me è molto legata a... Io l'editore non l'ho cercato, nel senso che tra i 15 editori del gruppo che hanno deciso di pubblicare il vincitore sono stato scelto da Tea, che all'epoca sapevo cos'era, ma non avevo poi toccato con mano. E quello che ho imparato in 10 anni, e ormai 6 romanzi, è che non sembra, ma c'è un filo diretto tra l'autore e l'editore, c'è una sorta anche di identificazione da parte dell'autore nell'editore, il viceversa, e anche il lettore. Cioè, io sono Catozzi, autore Tea. Se fossi autore Rizzoli, adesso per dire un nome a caso, cambierebbero perché ogni editore ha il suo imprinting, ha la sua immagine, ha la sua tradizione di editing, tra la sua tradizione di copertine, e qui entriamo in pieno nella filiera editoriale. E quindi quando entri riesci a pubblicare con un editore, l'editore in qualche modo, se non in maniera invasiva, però ti dà, è come le paperelle di Conrad Lorenz, no? E diventi un autore, cioè non succede sempre, a me è successo, so che è successo anche ad altri, quindi non esiste l'autore con un romanzo che viene pubblicato, no? Esiste quel romanzo pubblicato in quel momento da quel editore, perché c'è l'editing, poi lo vedremo, c'è comunque, non dico un'influenza, ma un apprendimento, ecco, reciproco tra autore e editore, editor, cioè la persona fisica che mette le mani in quello che tu hai scritto, e non so, già questo vuol dire avere un attimo il pelo sullo stomaco, perché è brutto che uno ti dica guarda che sta cosa qua devi toglierla. Ci ho impiegato un giorno a scriverla, no, quella devi toglierla perché è tutta una serie di cose, quindi c'è un filo diretto di un rapporto di fiducia mostruoso, quindi ecco, autore e editore sono un tutt'uno, quindi l'autore che si pubblica da solo ci può stare, il mercato però ecco, non ha questo, gli manca totalmente questo rapporto con qualcuno che in qualche modo ne sa più di lui, un editore che si porta dietro la tradizione della casa editrice, ecco. Mi fermo qui, però questa mi sembrava, mi è venuto in mente adesso in realtà, perché mi sembrava molto calzante col discorso fatto, quindi autore e editore vanno un po' a braccetto, e poi l'autore cerca di influenzare ovviamente l'editore per portare l'acqua al suo mulino, diciamo, narrativo, ecco. Però sicuramente c'è una simbiosi molto, molto forte, dove non c'è si nota, perché si notano dei libri buttati lì, degli autori che spuntano, è un editore che fa una copertina a cavolo che non c'entra niente col libro, perché le copertine vanno fatte da grafici, insieme con l'edito che ha letto il libro, cioè tutta una roba che costa un sacco di soldi, ecco, per dirla, costa un sacco di soldi questo, perché tutti questi lavori vuol dire che c'è un sacco di persone che dietro le quinte lavorano per un unico obiettivo, il libro che arriva in libreria, o magari viene comprato online, vabbè, però arriva al lettore, e questo ci vogliono un sacco di figure professionali. Quando poi si dice vabbè adesso c'è l'ebook, nel mio caso, per dire, più di metà dei miei lettori sono digitali, credo siamo sul 55%, che è una percentuale, anche l'editore stesso è un po' spiazzato, che sono molti, a me va bene lo stesso, l'importante è che lo leggano, però non è che cambia i valori, i giochi, ormai sono fatti. Quando sei arrivato, vabbè, la stampa, la carta conta, ma insomma cuba una percentuale non così gigante rispetto a, adesso lo dirà chi ne sa più di me, e quindi il digitale sì, può costare un po' meno, ma tutti i costi di prima a cui ho vagamente indirettamente accennato permangono, ci sono, non è che li butti via. Dopo vabbè, carta, digitale ha altri tipi di costi, sicuramente ha la ripetitività, costa meno perché non devi avere, c'è tutto il discorso del magazzino, le rese, mondo ci penserà qualcun altro a raccontarlo, che quello effettivamente è una spina nel fianco, insomma, il digitale può risolvere questo, però tutto il resto rimane, quindi la filiera ha la sua importanza. Allora, l'autoeditoria per quanto mi riguarda è una delle piaghe del mondo,
perché se un autore non trova un editore deve prima di tutto farsi un esame di coscienza, magari è il più bel libro del mondo ma interessa a 3 persone, quindi giustamente nessuno glielo pubblica, ma nel 90% dei casi, e ve lo dico perché riceviamo un sacco di manoscritti, sono libri inutili, illeggibili e scritti male. Quindi l'autoeditoria è una piaga micidiale che poi viaggia in un altro mondo rispetto alla distribuzione normale, per cui, detto questo. Tu sei stato fortunato perché noi per esempio invece conosciamo degli autori, anche degli autori conosciuti a Venezia, faccio un esempio, Alessandro Marzomagno, che il primo libro l'ha pubblicato con Mare di Carta, il libro sulla storia della gondola, e poi questo libro lo ha lanciato, è passato a Garzanti, poi ha fatto 2 robe con Mondadori e adesso da un po' di tempo è con la terza. Io sono felicissima per Alessandro perché poi ha degli editori che possono sostenere tutta la parte promozionale che magari noi non potremo, e ci sono vari modi, però l'importante secondo me sempre è cominciare da un editore. Allora io ti chiedo qual è il rapporto che hai col tuo editore, cioè raccontaci come funziona, tu gli dici sto facendo il sesto giallo, allora Michele scrive gialli ambientati nella Venezia più o meno di oggi, contemporanea. Sì, forse non l'ho detto, ho saltato un po'. Sì. Allora, come funziona? Nella pratica, io vorrei sapere come funziona la pratica. Tu gli dici, guarda, sto scrivendo il mio 6° libro, quando glielo mandi? Quando è una bozza, gli mandi la sinopsi? Diciamo che probabilmente ogni autore, editore ha la sua storia, poi ci sono dei punti di contatto. Io conosco molti autori e più o meno cambia un attimo la grandezza delle fasi, ma l'ordine più o meno è quello. Io ho un editore che non mi chiede mai niente, quindi mi lascia fare e quando è pronto mi dice ok, ovviamente c'è l'idea e senza quella non scrivi niente. C'è la fase di elaborazione, di documentazione che può essere infinita e quindi quella non conta. Arriva il punto in cui io sintetizzo, riesco ad avere una sinossi, magari estesa, editoriale, dove dico appunto c'è chi è l'assassino e quant'altro, perché l'editore deve saperle queste cose, e magari un capitolo, 2. Ecco, a quel punto mando all'editore, ce l'ho. Di solito in questa fase propongo anche un titolo, io poi sono un po' paranoico, se non ho il titolo non riesco a scrivere la stesura vera e propria, su questo penso che sia un problema solo mio, e quindi finché non viene fuori il titolo da tutto quel mare magnum di sinossi, però non è la stesura, è tutto fuorché la stesura, poi c'è il titolo, a quel punto posso cominciare. In quella fase, un po' prima, un po' dopo, un po' durante, mando all'editore, che in questo caso è il direttore editoriale con cui ho un rapporto diretto, gli dico guarda, c'ho questo titolo, e lui ha tutto, insomma, sa cosa succede, magari con un capitolo 2, se sono riuscito a scriverli in maniera anche decente, perché non è che gli posso mandare una roba, quindi dipende dalle fasi, questa è la cosa. A quel punto io intanto continuo a scrivere, lui mi può rispondere sì, no, sulla scaletta, insomma, ho qualche appunto, a volte sì, di solito qualche roba da dire ce l'ha, io intanto continuo a scrivere, a quel punto arriva la stesura finale, la 1, sulla quale poi comincio a lavorare magari un altro mese, un mese e mezzo, per avere la versione, la versione che poi mando eventualmente a lui, che così ce l'ha lì e legge, e sulla quale può cominciare a progettare, cioè, deve avere il libro in mano, se no non è che può cominciare a promuoverlo, c'ha il libro in mano anche se non è definito, vede che il prodotto c'è e comincia a organizzare tutto il resto della filiera, dalla promozione, il grafico che deve fare, l'edito che scrive bandelle provvisorie per arrivare alla promozione vera e propria, che è la promozione delle novità, diciamo così, che mesi prima, 4-5 mesi prima, 6 mesi prima, dipende. Nel frattempo io vado avanti, scrivo, ho finito, mando ai miei beta reader, cioè io ho la fortuna di avere messo insieme un gruppo di primi lettori, chiamiamoli così, di cui ho un esimio rappresentante qui, e diciamo che i primi lettori possono dire quel che vogliono, mi piace, non mi piace, guarda che sta roba non funziona. Molti sono dei tecnici, poliziotto, magistrato, giornalista, veneziani, super doc, che magari io sono mestrino, quindi se c'è una frase in dialetto veneziano non va bene, allora devo avere
l'avallo e in qualche modo ci si ritrova, e poi dopo faccio la collazione di tutto questo materiale e produco una seconda, terza versione, e poi dopo un altro giro, un'altra volta, a quel punto lo mando all'editore e dico: guarda, non ne voglio più sapere, fa come ti pare, perché sono stufo, nel senso che appunto, conosci a memoria, non riesci più neanche a valutare, dico, basta, finito lì. E quello rimane lì, quando arriva poi al momento in cui l'editore lo inserisce nella sua filiera, arriva l'editor, il quale ovviamente ti dice una settimana prima: allora fra 4 giorni ti va bene se cominciamo? E te, guardo gli impegni, cancelli tutto e sai che in quella settimana, 10 giorni, 2 settimane, perché poi sei solo di proprietà privata dell'editor, che lui ha letto tutto e ti fa l'analisi e il contropelo. Insomma, si spera anche lì tutto un rapporto, diciamo, molto, molto diretto. Quindi ecco, in questo momento il Dani 6, come lo chiamiamo, che ovviamente ha un titolo ma che io non dirò mai. Non puoi spoilerare assolutamente. No, non lo dico mai, proprio però ho detto che c'ha un il e un dei. Okay. Dopo c'è 2 sostantivi, però diciamo che la combinazione è molto elevata, quindi tra l'altro il titolo normalmente l'editore lo cambia, cioè il tuo titolo, io ho la fortuna che me li cambia poco, uno non me l'ha cambiato, anche questo me l'ha cambiato di pochissimo, quindi sono fortunato, ma a volte i titoli vengono completamente stravolti. Io sono contento che rimangano, perché io, siccome ci impiego tanto a produrre il titolo, che se no non riesco a scrivere, il fatto che in qualche modo rimanga mi fa molto felice, insomma, mi fa pensare che anche l'editore rispetta i miei... Sto parlando troppo, vero? Sì. No, vai, no, avevo un'ultimissima domanda, vai. ma risposta sintetica, anche perché secondo me nel tuo caso, questa domanda che io farò a tutti, però secondo me nel tuo caso è quasi inutile. Com'è cambiato il tuo lavoro nel tempo? Ma non è cambiato il lavoro dell'autore, l'autore comunque pensa e scrive, che poi scrive con la stilografica o col computer, non è molto diverso, mentre per altri pezzetti della filiera è molto diverso. In sintesi, a parte che ormai i romanzi nascono in digitale, vengono fatti in digitale, cioè tutta la filiera è digitale, fino all'ultimo la stampa che è rimasta di carta, ma tutto. Tant'è vero che anche le bozze, che fino a qualche anno fa me le mandavano proprio per corriere stampate, come si usava, e ti mandano il PDF, e quindi, però io me le stampo e me le leggo, perché tanto la mia correzione, però ecco, a parte quell'aspetto lì, cioè, è tutto digitale, comunque ormai si scrive col computer. Dopo, sulle implicazioni della scrittura assistita da un computer rispetto a quando si scriveva, io ho scritto anche a macchina all'inizio dei racconti, obiettivamente, insomma, veramente, sarebbe masochismo tornare indietro. Scrivo tanti appunti a penna, stampatello, corsivo, frecce, freccine, però dopo quando devi scrivere non è che saremo fuori dal tempo, insomma, quindi il digitale ormai è ovunque, e però la carta, ecco, l'ultimo tassello è la stampa. Infatti l'ultimo tassello è stampa di carta, pubblicazione dell'ebook, e tutto il resto rimane assolutamente invariato, quindi il lavoro non credo sia cambiato più di tanto, a parte questi piccoli aspetti. Dai dati che abbiamo noi è vero che il 50% di ebook è tantissimo, perché l'Italia l'ebook è poco, percentuale poco, di meno, sì. Dal punto di vista del libraio, anche se io ho dei colleghi librai che a volte si lamentano, ma in realtà io non mi sono mai lamentata di chi legge in ebook, perché chi legge in ebook è già un lettore di carta, aggiunge l'ebook o magari sostituisce alcune cose, ma fondamentalmente l'ebook non ci disturba, anzi fa parte. Io non conosco nessuno che non ha mai letto niente e improvvisamente legge sull'ebook, cioè è già un lettore forte, uno che... Allora, c'è un lettore che mi ha detto: no, sei iscritto alla newsletter con cui io dialogo poi con i lettori, e io sono un grande lettore, però leggo gli ebook, spero non gli dispiaccia. E no, va benissimo, averne di lettori anche con gli ebook, non c'è problema. Però ecco, uno si sente anche in colpa, la vecchia guardia si sente un po' in colpa, però ci mancherebbe, quello che conta la storia, non è che... Allora, facciamo accomodare Michele, ma poi magari ci sarà qualche domanda, lo faremo tornare dopo, e inviterei qua Vittorio Bustaff, perché dopo l'autore c'è l'illustratore. Allora, in un libro ci può essere solo testo, ci può essere testo con illustrazioni, potrebbero esserci anche delle foto,
noi abbiamo scelto di invitare un illustratore perché anche il fotografo è un artista / artigiano, però mi sembrava interessante invitare un illustratore e intanto ti chiederò cosa fai esattamente, perché magari non fai solo editoria, e poi come si lavora con l'autore dei testi qualora non sia tu stesso, perché a volte so che tu hai pubblicato dei libri dove hai fatto sia il testo che le illustrazioni, oppure libri o copertine o altri elementi della nostra filiera dove il testo magari l'ha scritto qualcun altro e quindi tu hai dovuto adattare le tue immagini al testo di qualcun altro. Sì, allora qui entriamo appunto in un discorso un po' complesso, perché l'illustratore è innanzitutto un produttore di immagine e l'immagine serve proprio per dare l'idea del testo, della casa editrice stessa, quindi anche gli editori, gli editor, gli art director, eccetera, i grafici così, seguono determinate linee. Allora io personalmente vengo dal mondo della concept art, cioè ho disegnato molto per non so, cartoni animati, videogiochi, parchi di divertimento, cioè, quindi vengo da una forte preparazione di disegno proprio classico, e quello poi viene declinato, e successivamente sono andato verso un'illustrazione in cui ho dato una predilezione all'aspetto pittorico manuale, cioè proprio il gesto, è un mondo di segni il mio, che è stato adottato da alcune case editrici, non da ultimo appunto Tostapane appunto di Venezia, con la quale lavoro molto bene da parecchi anni ormai. E, quindi è un segno il mio che si presta molto anche per illustrazione della moda o altre cose, folder anche pubblicitari, agenzie di comunicazione, eccetera. Però ecco, nell'illustrazione c'è da distinguere questo, cioè c'è il mondo dell'editoria specializzata sui libri illustrati, no? Che di norma hanno un ruolo educativo, quindi sono spesso direzionati a tutto il mondo della scolastica, senza contare appunto la specifica scolastica come i sussidiari, eccetera, che c'è un grande lavoro da parte degli illustratori. Poi c'è il mondo anche un po' del libro d'arte, cioè dove io infatti è lì che partecipo di più, essendo nell'anima sostanzialmente pittore, ecco, dove l'illustrazione diventa un commento a un testo. L'illustrazione è sempre un commento al testo, innanzitutto. Può avere quindi grandi valori se il libro è illustrato all'interno, poi naturalmente c'è l'illustratore anche specializzato o no, che consegna solo ad esempio la copertina, che è un dato fondamentale. Comunque ecco, c'è un po' da distinguere questo, cioè i libri non illustrati e i libri illustrati e gli albi illustrati, che sono tre cose effettivamente diverse, con tradizioni diverse. E quando fai illustrazioni che sono a corredo di un testo, come sono i rapporti con l'autore, con chi ha fatto la parte scritta? La domanda ancora più precisa potrebbe essere così: ti trovi con un editore che ti chiama e ti dice: ho questo testo, mi servono le illustrazioni, oppure sei tu che magari proponi già un tuo autore con le tue illustrazioni, o anche entrambe le cose? Certo, ecco, qui appunto viene buona la differenza che facevo prima, perché a me è capitato tutto quello che ha spiegato Cristina effettivamente mi è successo. Allora, talvolta è l'autore che ti sceglie e ti propone all'editore, e come nell'ultimo caso che mi è successo la scorsa settimana, l'editore ha detto no, perché non ero in linea con la linea della casa editrice, eccetera. Con grande amarezza dell'autore, dopo discussioni, eccetera. Quindi può capitare anche questo, in linea di massima vengo sempre accettato, insomma. Però è più probabile invece non avere rapporti con l'autore, cioè proprio non si hanno rapporti con l'autore, spesso, e spesso anche nei libri illustrati, o anche libri o anche albi illustrati, cioè gli albi sono quelli in cui, per capirci, l'illustrazione, l'immagine è a tutta pagina, cioè un'esperienza visiva dove il testo è dentro anche il disegno. Ecco, quello è considerato un po' l'albo, che è anche sperimentale, educativo. Ecco,
Nel caso dei libri illustrati spesso arriva dall'art director la commissione dicendo ci serve una copertina per questo testo, magari il testo è di 400 pagine, è un po' difficile che tu magari in una settimana, 5 giorni ti leggi 600 pagine, 400 pagine e lui ti dà le direttive, cioè ci deve essere una roccia, una scogliera con una bambola sullo scoglio e in lontananza una villa fatta in questo. Di solito è così per la stragrande maggioranza dei casi e soprattutto per le grandi case editrici, appunto Feltrinelli, Marsilio, eccetera, perché insomma considerate che un disegnatore illustratore non è che fa magari solo una copertina al mese o 2 al mese, eccetera, ma magari deve fare magari 7 copertine, oppure quindi non è che può leggere tutti i libri. Naturalmente l'ideale invece è nel caso quando c'è il libro illustrato. Il libro illustrato diventa più complesso perché all'interno ci deve essere un percorso narrativo che diventa appunto una sorta di commento al testo, no? E pertanto lo deve leggere. Però lì c'è anche un lavoro in più, ci sono spazi e tempistiche diverse con anche guadagni diversi, naturalmente più alta è la produzione. Poi dipende anche lì l'editore italiano, l'editore all'estero, perché ormai gli illustratori che conosco io così, tutti lavorano con l'estero. Cioè, bene o male, i rapporti sono anche molto, per noi illustratori, estremamente più facili da tutti i punti di vista, ma proprio anche per far accettare dei propri progetti. E qui arriviamo all'ultimo caso, cioè è molto più facile che adesso un editore di albi illustrati, quindi nell'editoria del libro illustrato, voglia vedere un progetto fatto e finito. Quindi di solito bisogna presentare una maquette, cioè un modello di libro che parte dalla copertina con il testo, con tutti. Questa è la cosa più, ho visto che anche nelle fiere, la fiera di Bologna, Roma, Torino, Francoforte, eccetera, gli editori in quell'ambito cercano appunto i progetti. Tra l'altro, se posso dire così un po' anche la mia, spesso hanno grande attenzione sulle storie perché un concetto di narrazione comincia un po' a mancare, cioè c'è una gran confusione di valori, lo sappiamo e tutto il resto, però cercare delle immagini che vadano a raccontare anche attraverso un testo, che abbiano una storia debole o non vadano a incidere in certe problematiche collettive, comincia a esserci penuria di questo. Ecco, quindi cercano sempre di più progetti da questo punto di vista. Sì, poi invece capita che semplicemente guardano il tuo progetto e poi ti dicono no, guarda, il tuo progetto non ci interessa, però ci interessa come disegni e quindi ti proponiamo noi un progetto, eccetera. Adesso poi c'è tutto il lato economico che non è più come una volta, perché non c'è più, allora i contratti sono più nell'ambito non tanto editoriale, cioè ci sono più all'estero, magari qualche documento da firmare così, però non c'è più la possibilità, per esempio, di un illustratore come c'era, non so, negli anni 70, che Pinter era stato assunto dalla Mondadori e ha fatto tutte le copertine di Agatha Christie, eccetera, 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 che ancora oggi sono di grande così particolarità e anche valore artistico, secondo me. E adesso si parla proprio di mediazioni, cioè quanto vuoi, quanto prendi per un disegno, quanto ci impieghi, le tempistiche per l'illustratore sono fondamentali, che vanno all'interno, dentro di tutto il calendario produttivo, quindi una delle più grosse difficoltà per l'illustratore è quello di star dentro alle tempistiche, che io non so perché, ma nell'arco, cioè io ho iniziato agli inizi degli anni 2000, le tempistiche erano, diciamo, vivibili, cioè un mese, 20 giorni. Man mano che arriviamo ad oggi le tempistiche sono aumentate in maniera incredibile, ma anche come vita l'illustratore devo dire che ha peggiorato la sua vita, perché è costantemente pressato dalle consegne. Senza nulla togliere i presenti. No, ma scusa, fa parte del nostro discorso di oggi, tra l'altro con Michele, poi prima
Mi sono distratta un attimo, ma naturalmente esiste anche una cosa che si chiama diritto d'autore, che ovviamente incide sul prezzo di copertina, perché l'autore deve essere retribuito come deve essere retribuito l'illustratore. C'è una cosa che non ho detto all'inizio che è fondamentale: non dobbiamo mai dimenticarci che in italiano leggiamo solo noi. Quindi stiamo parlando sempre, tranne eccezioni, di tirature abbastanza limitate. È chiaro che se tu mi vai in Francia a parlare di fumetti, le tirature di un fumetto francese saranno almeno 10 volte quelle di un fumetto italiano, e quindi tutta la filiera è più economicamente sostenibile, questo senz'altro, sì, no? Chiaro. Questo senz'altro. Allora ti chiedo un'ultima cosa, perché i convenuti, a parte un paio che sono giovani, ma sono sicura che potranno parlarci anche loro di cosa è successo nel passato, com'è cambiato il tuo lavoro nel tempo, diciamo negli ultimi 15-20 anni? Allora, è cominciato nel 2000, ci siamo più o meno, no? Sì. No, io andavo proprio alle prime, io mi sono presentato le prime volte alla Fiera di Bologna, ho iniziato anche con piccoli editori un po' sconosciuti, così, di provincia, eccetera, così pian piano fino ad andare su a Bruno Mondadori, alcuni un po' più... allora, è cambiato tantissimo in realtà. Ma dal punto di vista tecnico anche? Anche dal punto di vista tecnico, perché naturalmente l'era digitale è stato un'enorme rivoluzione nella quale noi stiamo ancora vivendo sempre di più delle conseguenze, e stiamo vivendo anche l'era dell'intelligenza artificiale, che non è una moda passeggera, ma arriva proprio a gamba tesa a cambiare certe dinamiche. Quali sono adesso, essenzialmente? Si possono fare soltanto ipotesi, però sul piano della produzione dell'immagine, a corredo anche dei testi, quindi sempre la parte creativa iniziale, diciamo, verrà sostituita dall'intelligenza artificiale, praticamente, in tutti i modi. Cioè significa che un editore, appunto, mettiamo appunto un giallo, ok, mi serve Venezia contemporanea, così, mi serve 2 o 3 soggetti. L'intelligenza artificiale me li dà subito, immediatamente, e me li organizza anche come voglio io, così. Che può partire quindi anche dal lavoro di un grafico e non dal lavoro di un illustratore. Poi questo dato viene dato in mano a un grafico, il grafico lo dà in mano a un illustratore che comincia a elaborare magari qualcosa che c'è già e che è molto efficace e già approvato dall'editore. Questo è ipoteticamente uno dei cambiamenti che può succedere, più facili, però dipende anche dal grado di qualità che si vuole, appunto, della produzione, perché chiaramente quando ci si affida anche a un illustratore che ha un'esperienza dove la creatività e la formazione deriva da una manualità e quindi non viene dal digitale, che il digitale è una sorta di sostituzione dell'esperienza materica. Che cosa vuol dire? E qui c'è proprio il cambiamento di questi anni. Io sono nato con diciamo, una formazione classica manuale, quindi per me fare la corteccia di un albero significa prendere una materia che mi riporti a sentire materialmente, proprio sulla carta, il senso della corteccia dell'albero. Se io lo faccio in digitale, uso una penna grafica, tocco uno schermo e quindi memorizzo, cioè vado a cercare la memoria di quello che crea il senso di una corteccia d'albero. Non so se mi sono spiegato. Invece l'intelligenza artificiale quello ti sostituisce tutto, quindi buonasera e buongiorno, non c'è neanche l'esperienza, perché è sostitutiva. Però la differenza sostanziale tra il manuale e il digitale è questo, e uno che si forma solo sul digitale ovviamente si perde una serie di aspetti cognitivi fortissimi che lo preparano a una diciamo proprio a una capacità creativa enormemente superiore. Cioè, io adesso ho fatto anche qualche insegnamento negli Stati Uniti, ho potuto vedere le scuole degli Stati Uniti che sono anche le più avanzate sotto certi aspetti, proprio californiane tra l'altro, quindi dove la tecnologia era ai massimi livelli, dove ho visto che tantissimi nati proprio nel digitale tornano al manuale per avere più possibilità creative. Lì ci sarebbe da aprire un'enorme cosa sulla qualità, la creazione e la formazione, perché è lì dove secondo me si gioca la questione. Io sono d'accordissimo con Cristina sul fatto che è necessario cominciare a parlare di qualità anche sul piano dell'illustrazione, perché anche lì l'autoproduzione editoriale, diciamo, dove uno paga per avere la pubblicazione del libro, poi anche le illustrazioni sono devastanti. Scusate, ma veramente non c'è educazione estetica.
Cioè non si fa neanche un'educazione estetica nei confronti del lettore, che secondo me è uno dei ruoli etici dell'illustratore. Cioè il fatto proprio di cominciare a comunicare degli aspetti dove non ci sia solo la vendita, ma che ci sia veramente un ritorno a un commento dove il testo, l'autore, l'editore vengono seriamente valorizzati anche per quei valori non detti che un libro può trasmettere. E poi se ne potrebbero dire altre centinaia, ma non voglio... Allora, intanto noi ti ringraziamo e sicuramente poi ci saranno delle domande. E allora quando abbiamo scritto il testo... No, allora, se qualcuno ha delle domande da fare, che vuole fare delle domande mentre parliamo, forse le facciamo dopo, forse è meglio. Ve le tenete a mente. Dunque abbiamo il testo, abbiamo l'illustrazione, però prima di impaginare bisogna che qualcuno rilegga il testo. E abbiamo invitato Alessandra Barcaro, che è la nostra redattrice, ma io grazie ad Alessandra ho scoperto tantissimo di questo mestiere, perché l'Alessandra, come molti dei redattori delle case editrici, non solo rilegge e corregge i testi scritti dagli autori, e sappiamo che anche autori affermati come può essere Michele, ma come possono essere anche altri autori, passano dal vaglio della redazione, perché la redazione può anche semplicemente decidere di togliere dei pezzi per ragioni anche economiche, di paginazione o di altre ragioni, oppure sistemare il testo, ma anche, cosa che a noi capita ogni tanto, come sicuramente capita a tanti editori, che riceviamo dei testi che magari riteniamo possono essere interessanti, ma che sono veramente non scritti bene, non dico scritti male, ma non scritti bene. E lì è capitato anche a noi di trovarci di fronte magari a un autore che non vuole che si metta a mano al suo testo, e quindi questo autore, per quanto mi riguarda, non sarà mai pubblicato da Mare di Carta. E cosa succede? Che si autopubblica, e quindi avremo un libro brutto, impaginato male, con una copertina che fa schifo e che nessun libraio prenderà mai perché è pubblicato dall'altra piaga del mondo che si chiama Amazon, così l'ho detto e non se ne parla più. L'ho detto. E se volete sapere, l'autopubblicazione su Amazon è la piaga al cubo, perché è la cosa peggiore delle peggiori del mondo, perché un libro autopubblicato così non arriverà mai in libreria, perché Amazon non vende i librai, giustamente, almeno non a certi librai. Cara Alessandra. No, quello che dici è vero, perché giusto l'altro giorno mi è capitato di parlare con un autore che dice, scusa? Parla un pochino di più nel microfono. Che diceva che a lui non piace l'idea che un redattore metta mano al suo testo perché snaturerebbe il suo stile. Io vorrei iniziare questo intervento cercando di spiegare che il redattore non vuole assolutamente snaturare lo stile di nessuno. Quello che si cerca di fare è semplicemente rendere più magari agevole la lettura, più fruibile, ed eliminare quei piccoli refusi che ci sono inevitabilmente in ogni testo, non perché uno sia poco bravo a scrivere, ma perché capita a tutti l'errore in punta di penna, e l'occhio poi si abitua a vederlo, e se non c'è un'altra persona che ti legge il testo tu non lo vedrai mai perché sei abituato. Questo è. Allora, come si arriva a fare il tuo mestiere, Alessandra? So che hai studiato molto, hai dei titoli di studio? Sì, ho una formazione di tipo antichistico, io parto da lì, quindi liceo classico, una prima laurea in lettere antiche, una seconda laurea in storia, e poi ho avuto la buona sorte di vincere il concorso di dottorato di ricerca per sempre materie umanistiche, quindi altri 3 anni di lavoro in ambito letterario storico che mi hanno portato comunque a stratificare una certa esperienza in quest'ambito. Adesso si può dire, guarda, ti faccio il lancio, per Mare di Carta, spoiler, dai, stiamo per inaugurare una nuova collana di grandi viaggi che possono essere stati più o meno importanti, ma sempre comunque tutti interessanti, avvenuti nei secoli passati. E di conseguenza Cristina mi ha reclutato per questa impresa proprio perché
avendo una formazione di tipo antichistico e storico nello specifico, posso magari essere più utile nell'individuare anche delle piccole, diciamo, défaillance di tipo storico che ci possono essere. Ecco qua. Allora, quello che sta dicendo Alessandra in realtà è che non sta facendo una redazione classica, cioè il testo scritto in italiano da sistemare, e tra l'altro una redattrice come Alessandra non fa solo, come dice lei, sistemare le virgole o cosa, ma per esempio ha fatto per noi, ma lo fa insomma anche di mestiere, anche spesso capita un controllo, magari su un libro storico, su un libro che ha delle date, eccetera, un controllo che non ci siano anche dei refusi sulle date o altre cose del genere. Quello che stiamo facendo adesso con lei è testi in italiano antico trascritti in italiano moderno, e lei sta facendo questo, che è un lavoro che va oltre la redazione, molto interessante. E allora, come funziona nella pratica il tuo lavoro? Quindi tu hai l'editore che ti chiama e dice: guarda, abbiamo questo testo da rivedere, e tu però ovviamente collabori con l'autore anche. Come funziona il rapporto con l'autore? Posso dire che l'autore migliore è l'autore morto, forse, perché è l'autore che non crea problemi. L'autore nel senso... l'autore morto del Settecento, ecco. Sì, intendiamoci, non è che... Come diceva No, scherzi a parte, chiaramente bisogna trovare un punto di contatto con l'autore, ma insomma tra persone civili alla fine ci si riesce a capire in qualche modo. Ma hai qualche aneddoto da raccontarci magari di qualche autore che si è impuntato su qualcosa, che avete fatto delle discussioni un po' accese? C'è un autore, per esempio, che si era impuntato sul fatto che siccome la lingua sta cambiando, ed è vero, perché la lingua sta cambiando, essendo una creatura viva, si modifica nel corso degli anni, riteneva che bisognasse seguire nella parola scritta degli usi che invece sono nel linguaggio orale, che però non sono codificati da istituzioni tipo la Crusca piuttosto che accademie di vario tipo. Vi faccio un esempio molto pratico. Non so se sapete, avete sentito senz'altro, oggi come oggi, usare il verbo uscire come fosse un verbo transitivo. Esci il cane, esci la torta dal forno. Cioè, per me è aberrante questo, perché è grammaticalmente scorretto. E qui io mi impunto, no, bisogna trovare una perifrasi, no. L'autore sosteneva che siccome ormai sta entrando nel linguaggio comune, fosse giustificabile passarlo al linguaggio scritto. Io su questo, ad esempio, non sono d'accordo e abbiamo fatto un po' di lotta a distanza, ma alla fine l'ho spuntata. E chiedo anche a te, anche se tu sei giovane e quindi immagino che anche il tipo di lavoro che fai tu non sia determinante il tempo che passa, ma in questi anni di lavoro c'è stato un cambiamento dovuto proprio al tempo che passa, alla tecnologia o simile? Beh, ha semplificato moltissimo. Tu in fondo hai sempre lavorato col computer, in fondo, perché sei giovane. Quindi... le prime correzioni che facevo ancora ai tempi dell'università comunque le facevi a mano, cioè sui bordi dei fogli, prendevi, che poi venivano sempre scritte troppo strette perché il foglio era invariabilmente con troppo poco margine, dovevi fare frecce contro frecce, era un disastro. Ma ad esempio adesso l'utilizzo di vocabolari, dizionari eccetera, adesso magari è un po' più pratico, oppure tu ritieni che in fondo un bel vocabolario di carta è ancora utile, è ancora la cosa migliore? Mi duole dire che alcune risorse più che vocabolario dizionari che si trovano online sono veramente, veramente utili. Cioè, perché il dizionario di carta comunque ha dei limiti fisici, un dizionario online che può essere continuamente aggiornato e cambiare ti può dare quell'informazione in più, quell'input in più che nella carta di magari 8 anni prima non trovi. È tutto lì. Senti, ma una brava redattrice come te, vi assicuro che scrive molto bene l'Alessandra, non ha mai pensato magari di fare anche un libro proprio, di essere autrice per se stessa? Sì, nel senso ho scritto qualche racconto che fortunatamente ha anche vinto qualche premietto così e quindi magari arriva la Tea, Michele, sì, segnaliamola. Ecco, no. Ormai è guerra tra me e lui, basta.
Abbiamo un problema di base, di partenza. Grazie. Bene. Perfetto. Grazie mille ad Alessandra. A questo punto abbiamo scritto il testo, l'abbiamo illustrato, l'abbiamo corretto e ci servirà qualcuno che ce lo impagini, che ci faccia la gabbia, che ci faccia... Impaginiamo. Fabrizio. Allora Fabrizio. Buongiorno a tutti. Fabrizio Berger, che anche lui come me ha 2 o 3 giacchette diverse, perché fa anche l'editore il Fabrizio, anche qua come si fa? Tutto insieme. Ma non l'autore, perché sennò dovrei morire, quindi... Non l'autore, perché basta, se no. Allora, intanto 2 parole su di te. Come sei arrivato a fare questo mestiere di grafico? Giusto. Se lo applichi solo all'editoria oppure no, e in questo caso no, a cosa lo applichi, e però poi ci concentriamo un attimo sulla parte editoriale, e anche naturalmente va da sé che anche chi fa la redazione viene pagato dall'editore, quindi un altro costo che si aggiunge, come dicevamo prima, alla composizione del costo di copertina, perché se vogliamo fare le cose fatte bene, ognuno deve fare il suo mestiere e ognuno deve essere retribuito per questo. Soprattutto e il quindi grafico. Anche il grafico poi avrà... Facciamo una seconda domanda dopo sugli strumenti del Allora, grafico. sì, buongiorno a tutti. Sì, io nasco come fotomodello ovviamente, però poi mi sono laureato in architettura e già durante il periodo dell'università, quindi 5 anni fa, mi sono avvicinato a questo mondo che più che della grafica è la comunicazione, che a me affascina, cioè il riuscire a raccontare qualcosa che può essere nostro ma può essere anche di qualcun altro, e quindi già durante il periodo dell'università mi sento un anziano che ricordo per l'esame di fisica tecnica, che appunto erano tutte formulette, cose eccetera, scrissi il mio primo libro, che era il sushi di de Saint-Venant, perché c'era questo solido con delle forze, tangenti, non l'ho mai studiato, anzi forse ci ho messo più tempo a fare questa cosa che se potevo studiare era meglio, e quindi andai all'esame in realtà portando della fuffa, che in realtà era un bellissimo libro con delle regole che non so, era tutta una cosa di grafica, composizioni, e la discussione invece che il professore invece che interrogarmi sull'argomento mi chiese ma come l'hai fatto, come l'hai pensato eccetera, quindi grande ovazione. E no, ho iniziato a lavorare per pagarmi anche un po' gli studi in uno studio di grafica, e c'erano i primi computer, quindi la prima possibilità di riuscire a raccontare realmente degli argomenti, e quindi da lì poi laureato, ho aperto uno studio di grafica e mi diverto molto. Come si fa? Come si impagina un libro? C'è una cosa che si chiama gabbia, ci sono degli elementi che sono sempre gli stessi, Allora, si collabora con l'autore, si collabora con l'editore? Allora, io vi racconto la mia esperienza, che è mia. Allora, io credo che il grafico, un bravo grafico, è una sorta di supereroi invisibili, cioè quando tu riesci a raccontare attraverso un libro, una pubblicazione, senza che esca il tuo lavoro, ma esca il contenuto, il reale protagonista del libro, hai vinto. E questo significa che devi lavorare molto. Mi ricordo che una volta con un amico mi disse: però impaginare un libro di narrativa è facile, tu apri Word, già lì, Word, PowerPoint, e ti mando il logo in Word, sono le 3 cose che non dovete mai dire a un grafico, che sennò inorridisce. E dice: tu prendi il testo, lo metti un po' a posto ed è fatta. In realtà no, ci sono delle regole proprio di comunicazione visiva che ti richiedono di fare appunto la scelta del font, che dicevamo prima, è già una cosa importante, che va a gusto ma va assolutamente a seguire delle leggi di leggibilità, di fruibilità, di sostenibilità e anche di praticità, nel senso che è un libro scritto piccolo, con l'interlinea piccolissimo, con i bordi. Una volta mi è capitato di vedere un catalogo d'arte molto bello, stampato anche molto bene, con delle finiture molto preziose, che era lungo 46 centimetri e il testo era scritto su un'unica fila, cioè sembrava veramente di leggere con il torcicollo, era impossibile. Quindi ecco, queste sono delle regole base che, se un bravo grafico entra in sintonia con il progetto, riesce a realizzare. E noi per adesso abbiamo avuto 3 attori di questa filiera con cui io quotidianamente lavoro,
per fortuna e purtroppo. Infatti guardo Vittorio che prima citava delle cose e temevo dicesse anche i nomi, su per esempio il grafico che impagina un libro, che è composto sia da testo, quindi fatto da un autore, che poi ha passato al redattore, quindi ha una sua seconda fase, e deve essere implementato dalle illustrazioni o delle fotografie. Noi facciamo un po' sintesi, cercando di non soddisfare nessuno in particolare, ma di valorizzare il progetto finale, nel senso che poi quando il libro andrà in libreria deve uscire quello che ognuno di questi attori ha messo in questo progetto, con una forma che sia in qualche maniera appetibile sul mercato, sostenibile, nel senso che sia possibile viverlo, ma soprattutto che sappia in qualche maniera comunicare quello che è poi il fine del progetto. E mi venivano in mente molti aneddoti simpatici di autori che dicevano all'illustratore: fammi questa illustrazione, e dopo quando la vedono dicono ma io non ti avevo detto questo, oppure che poi l'autore passa al redattore e non so, 20 anni fa ti arrivavano queste mattonelle di fogli A3 con delle cose scritte in rosso, con dei simboli che io all'inizio neanche conoscevo, tipo vedevo queste T rovesciate, io chiamavo scusa T rovesciate, no significa capo, ah ok sì, quindi delle figuracce incredibili. Adesso sembra preistoria, però settimana scorsa abbiamo inaugurato una mostra, ecco io mi occupo anche poi di allestimenti museali eccetera, mi diverto a raccontare il progetto un po' in tutti i suoi aspetti. Abbiamo fatto il catalogo e l'autore del catalogo mi ha detto: ti ho lasciato le correzioni del libro in questo posto, e gli ho detto no ma mandami un PDF con le note, e non so farlo. Ecco, capite che poi, se poi parliamo anche poi magari del lato economico, il lavoro di un grafico che ti chiede €1 per fare un lavoro e ti dicono ma costa tantissimo, ecco, deve stare dietro anche a tutte queste problematiche che poi sono il lato affascinante per il nostro lavoro, perché se non hai questo piacere nel rapportarti con le persone non ti occupi di grafica, di comunicazione. Quindi io dico sempre, io sono fortunato a fare questo lavoro che mi dà anche da vivere, perché mi diverte, quindi basta. E ovviamente anche il grafico e chi impagina ha diritto a avere una retribuzione, ma anche perché alle volte capita, non sempre. Il grafico e chi impagina col tempo che corre veloce, come diceva Vittorio, deve dotarsi anche di strumenti che oggi come oggi, una volta non c'erano, che oggi come oggi esistono e che sono anche costosi. Sì, allora io ragiono sempre come se tu ti occupi di trasporti, hai necessità di comprare la benzina. Noi, soprattutto anche con gli attori poi che parleranno dopo, dobbiamo rapportarci con il resto della filiera, dobbiamo sempre essere assolutamente al passo con i tempi. La tecnologia, come dicevano i miei colleghi prima, galoppa. Se ci pensate, noi sembra una cosa normalissima avere un cellulare, cioè fino a 20 anni fa io avevo ancora il telefono che girava con la rotella perché mi piace il design, finché un giorno mi hanno detto digiti 4, io no, non posso, ho dovuto attrezzarmi. Per il lavoro è bello avere un computer, i programmi, però appunto, si possono fare il nome, si è detto Amazon, l'abbonamento ad Adobe bisogna farlo, che sono questi maledettissimi €55 al mese, perché non si può più comprare il pacchetto, ma come con Netflix eccetera devi pagare degli abbonamenti. Sono delle spese che se tu lavori o non lavoro devi sostenere, oltre al fatto di comunque avere uno studio, perché poi il dramma degli auto-editori li vivono più gli editori, il dramma degli autografici lo viviamo noi, perché anche oggi chi si compra un computer e si prende un Photoshop craccato e incomincia a fare grafica, anzi si fa il biglietto da visita sonografico. Non esiste un albo di grafici, tant'è che gli architetti si scrivono un albo loro, i grafici fanno parte di Confartigianato e quindi sono degli artigiani. La qualcosa è molto bella e poetica, perché rimanda a questo lato umano che ha la nostra professione, e che quindi qualsiasi scelta che tu fai, estetica, di gusto, di esperienza, la fai e dipende da te. Se la facesse qualcun altro potrebbe essere bella lo stesso, ma non così bella ugualmente. Però appunto noi siamo artigiani, quindi in realtà siamo tenuti anche lì a avere una contabilità, la partita IVA e quant'altro, e soprattutto è una scelta che penso facciamo un po' tutti noi della filiera dell'editoria, è
il fatto che a fine mese non hai uno stipendio, quindi c'è il mese che tu lavori tantissimo e dici champagne, parto, mi compro la moto e vado a fare il giro al mondo, poi pensi no aspetta però il mese prossimo non lo so, poi non apriamo il coso che anche se fai la fattura, no scusi è scaduta 6 mesi, no ma sei in pagamento. Lo split payment è molto bella, potrei raccontare, ma sto scrivendo un libro, ecco, sto scrivendo un libro che si chiama Autobiografia non autorizzata, ne parlavamo prima, in cui mi sputtano da solo dicendo cose che non vorrei che si sapessero, e c'è questo aneddoto che vi racconto. Abbiamo fatto questo lavoro editoriale con il mercato elettronico, non so se voi avete esperienze di questo magico mondo di, allora tu ti iscrivi a questo MEPA, ci metti 6 giorni a capire che non saprai mai farlo, quindi ti affidi alle categorie, insomma riesci ad avere questo contratto, prenderai 100, allora tu fai lavorare l'illustratore, l'attore, tu quanto vuoi, e dei 100 tu dici 10 sono per me, 90 li do a loro. Peccato che lo split payment funziona così, che loro ti danno 100 e versano loro l'IVA e tu 90 invece devi darli con l'IVA, quindi noi questo lavoro l'abbiamo fatto in perdita, scoprendolo però dopo, e quindi va bene, non farò mai il commercialista, continuerò a fare il mio. E basta, ho detto delle cose a caso che non c'entravano con la tua domanda, forse. No, ma c'entra un po', perché nel nostro settore, che è un settore, una filiera povera, no? Dove i margini sono bassissimi, a volte basta poco, basta uno split payment, basta un ritardo di un pagamento, basta un inghippo qualsiasi per andare in perdita su un libro o su una collana. Quindi allora, forse lo dovevo dire all'inizio, qui siamo una banda di appassionati, perché solo la passione muove tutti noi a fare un mestiere così difficile dal punto di vista economico, però insomma qui siamo in tanti ancora, per fortuna, giusto Fabrizio? Sì, io mi riaggancio anche a quello che abbiamo detto fino adesso. Io sono assolutamente convinto che la filiera del libro è la più solida, perché spero non smetteremo mai di leggere. Leggere significa tante cose, quindi sognare, viaggiare e quant'altro. Quindi secondo me che poi sia stampato come spero, perché il profumo di un libro, io ho usato un iPad ma non fa lo stesso effetto, per cui ecco, e lo stesso il lavoro, così mi riaggancio anche al lavoro del grafico, arriva anche in tipografia, dove una delle più belle esperienze è sentire l'odore della vernice, delle macchine, della carta, eccetera. È un'esperienza che secondo me va comunicata, perché se le persone vengono a conoscenza non smetterà mai. E alle domande che facevi anche prima, cosa è cambiato? Ecco, è cambiato il fatto che una volta, quando facevamo un libro, si facevano le famose cianografiche che sapevano di acido, che erano delle esperienze anche abbastanza interessanti, e che purtroppo non ci sono più. Adesso ti mando la cianografica, ti arriva un PDF via mail, perdi un po' di poesia, però in realtà ti accorgi che la poesia la ritrovi nel tempo che risparmi, quindi ecco, noi scherziamo molto su questo, la tecnologia ci aiuta moltissimo, e forse il fatto che l'editoria riesca a aggiornarsi, a essere sempre contemporanea, anche grazie alla tecnologia. Non perdiamo magari quel lato poetico che c'è alla base di un libro. Io dico libro perché poi può essere un ebook o qualsiasi altra cosa, però il libro secondo me ha un fascino che non ha per adesso un concorrente, quindi continuiamo così, insomma. Grazie Fabrizio. Grazie. Beh, molto vero quello che diceva Fabrizio. Quando a noi capita che arrivino, noi siamo librai appunto, piccolo editore, quando come editore pubblichiamo un libro e arrivano le prime 20 casse di libri in libreria, nel nostro magazzino per giorni e giorni c'è questo profumo fantastico della carta appena stampata. E quindi adesso credo che dobbiamo invitare l'editore, perché siamo arrivati all'editore, abbiamo l'autore, l'illustratore, abbiamo chi ha impaginato. Vuoi mettere prima il tipografo? Ma sei tu che poi vai dal tipografo, eh? Questo è vero. Ci avevo pensato un attimo, però ho detto prima di tutto l'editore, il tipografo è qua. Allora, dunque, aspetta, perché io ho i miei appuntini qua. Ecco, allora, qua abbiamo tante di cose da dire come editori. Intanto ti chiederò naturalmente di presentarti e anche di spiegare prima di tutto
essere editore medio, non grande, non piccolo, medio, e mantenere una propria indipendenza. Quindi chi sei e perché siamo editori che rimaniamo indipendenti, non siamo dentro dei grandi gruppi, non siamo dentro... Vuoi la busta 1 o la busta 2? Perché nella busta 1 c'è tutto quello che è divertente, che hanno già detto i miei colleghi che mi hanno preceduto e che hanno detto delle cose sacrosante sulle quali... Allora, Roberto da Re Giustiniani, Kellerman editore, per chi non lo sapesse. Kellerman editore. E quindi hanno detto delle cose belle, mi piace molto tutto quello che ha detto l'illustratore, il grafico, i colleghi che hanno parlato prima, l'autore. Nella busta 2 c'è tutta la parte che non ha nulla a che fare con questo o ha a che fare con questo, però è l'aspetto sicuramente che ci devasta la vita. Nel senso che fare l'editore, quando... Allora parto con le battute, perché sennò la facciamo troppo seria e io non sono capace. Correva l'anno 1989-90 e io andai a Lentiai, vicino a Belluno, a sentire una presentazione di un libro di un libraio amico che si chiama Walter Pillotto, se qualcuno conosce la libreria Pillotto di Feltre, e in quel tempo io avevo uno studio grafico, a proposito, e partendo anch'io dall'illustrazione, a proposito, e con i miei amici sodali disgraziati che a quel tempo lavoravano con me, si disse: ma perché non apriamo una casa editrice, visto che ci occupiamo di attività culturali, facciamo i manifesti per le mostre e via cantando. E quindi in questa serata piacevole a Feltre io buttai là all'amico Walter Pillotto, quindi avete capito quando sono andato, era forse l'89, il 90, non mi ricordo più, e gli ho detto: sai Walter, avrei intenzione di fare una casa editrice, tu che sei anche editore, che hai questa libreria editrice. La sua risposta, molto sarcastica e amichevole, fu: cosa ne pensi? Che te sei monaco? Mi disse. Credo che, essendo in Veneto, sappiamo tutti il significato di questo epiteto con cui mi bollò, e a questo punto io non so dire onestamente se avesse ragione quando mi definì mona perché volevo aprire una casa editrice o se aveva torto. In realtà è entrambe, perché fare l'editore è divertentissimo, lo dico, è il mestiere più bello del mondo in questo momento che noi siamo dentro in questo ambiente. Va da sé che è difficile. Allora, quando prima dicevate che il mondo dell'editoria è cambiato, forse è la stessa cosa che quando vennero a farmi un'intervista, perché ero l'editore più giovane in quel periodo, non lo so, e adesso mi ritrovo che in fiera forse sono l'editore più vecchio, molto probabilmente. Quindi tu sei sempre lo stesso, ma il mondo cambia e cambi tu, ma il mondo intorno a te sta cambiando molto. Sta cambiando molto e non so se sta cambiando in meglio. Dopo mi rifai le domande perché io mi perdo spesso e volentieri. Sta di fatto che prima Cristina ha detto tutto quello che avrei dovuto dire io, ma giustamente l'ha detto lei, perché il male dell'editoria è che ci sono troppi libri. Se sono 85.000 libri, titoli, non libri. ISBN. Ma ok, ISBN. Però Cristina non ha detto ma ci sono anche tanti, giustamente, che si autoproducono e vanno dal libraio del paese, dalla cartolibreria, e dicono: guarda che mio cugino ha fatto questo libro, o io ho fatto questo libro, o la parrocchia, o il comune, o tutti quelli che volete. Questi aumentano in maniera pazzesca il numero delle copie di carta stampata che c'è in libreria. Questo è un problema, il distributore lo sa, i distributori lo sanno, perché lo direi dopo. Esattamente. In un paese in cui legge ancora il 41% della popolazione, e anche questo hai detto tu, e quindi io ripeterò esattamente pedissequamente quello che ha detto Cristina, ma solo per sottolinearlo, quindi per fare la parte cattiva, il poliziotto cattivo sostanzialmente. L'autoeditoria, ma pensiamo anche a come è cambiato il mondo della promozione del libro e della comunicazione del libro. Noi spendiamo, non lo dico quanti, ma migliaia e migliaia e migliaia di euro per pagare anche un ufficio stampa che in teoria dovrebbe
dare la visibilità al tuo titolo. Ma secondo voi, l'avete già capita la risposta qual è? L'ufficio stampa che fa il meglio possibile, ma in Italia siamo tanti editori e pubblichiamo, come abbiamo detto, tantissimi libri. Quindi il mio libretto prodotto ai confini dell'impero a Vittorio Veneto, mi spiegate voi che possibilità ha di avere uno straccio di articolo? Ammesso che sia il più bel libro del mondo o il più schifoso del mondo, non ha importanza. Però questa cosa fa parte della filiera della promozione editoriale, della comunicazione editoriale, e quindi bisogna farla. Andiamo al Salone del Libro di Torino? Sì, certo, paghiamo degli stand che costano 1,5 miliardi. Andiamo a tutte le fiere di questo mondo? Sì, ci andiamo, ovviamente. Ma di fronte a questi 222.000 visitatori del Salone del Libro di Torino di quest'anno, mi dite alla fine perché il risultato delle vendite di libri comunque è inferiore? Perché è chiaro che chi organizza i saloni dirà sempre che il bene possibile, ha ragione a dirlo, ma le vendite sono calate in tutte le fiere del settore, perché andiamo a Roma e c'è una media che è costante ormai. Chiaramente io parlo dal mio punto di vista e mi perdonerete perché il mercato si divide in due. Ci sono i grandi editori, i grandi gruppi e poi ci sono gli editori indipendenti più o meno piccoli, ma tutti siamo sulla stessa barca e quindi sgomitiamo ma non ce la faremo mai. Morale della favola, il 20-30% in meno delle vendite anche nei saloni. Quindi andiamo a Roma, lo stand costa, la trasferta e tutto quello che vogliamo metterci perché costa vivere, mangiare, dormire, pagare i collaboratori, il trasporto, la logistica che ci porta i libri e tutto quello che ci sta dietro. Alla fine torna indietro di più di quello che pensavamo sostanzialmente, perché poi non abbiamo detto anche un altro discorso che è il meccanismo delle rese all'interno, ma penso che ne parlerà il distributore. Il meccanismo delle rese è altrettanto impegnativo, perché poi ci sono anche dei meccanismi che impongono una penale sulla resa. Quindi se non hai venduto, oltretutto sei anche colpevole di non aver venduto e quindi devi anche pagare per non aver venduto. Capite che comincia a diventare già busta 2 a tutti gli effetti, perché non è più questo romanticismo di fare i bei libri, è proprio che non ce la fai alla fine a supportare la quotidianità del lavoro dell'editore. Perché devi pagarla la tipografia, perché devi pagare chi lavora con te, perché devi fare un'altra cosa che è fondamentale, e questo è stato più o meno detto, ma qui diciamolo a chiare lettere. Uno dei mali più grossi del mondo dell'editoria nel 2024, e mi fermo qua, 2024, è l'editoria a pagamento. L'editoria a pagamento è quella per cui io, editore, Kellerman editore, dico alla dottoressa, signorina che viene da me, e dico: buongiorno, lei vuole pubblicare con me? Mi dia pur 5.000 euro e io le pubblico il suo libro. Questo è un male assoluto, perché questo non può essere. Da un'altra parte l'editore è povero e quindi dice: ma se non ti fai pagare chi è che ti dà i soldi? E a questo punto capite che è veramente un criceto. Io potrei a questo punto, io parlo poco di solito, perché quando però, non era un perché, è un però. Quando comincio a parlare di queste cose, che chiedo a Cristina veramente di darmi una botta in testa, che mi fermi, perché poi io prendo le tangenti e vado dappertutto. E quindi perdonatemi già. Con una domanda. Mi ha fermato. Da editore. Sì. Come scegli i libri da pubblicare? Tu capisci del tuo settore che c'è un buco, c'è un tema dove mancano i testi, per cui ti cerchi tu l'autore, l'illustratore, eccetera, eccetera, e pubblichi, oppure ti capita che conoscendo le tue collane, arriva l'autore e dice: guarda, io ho fatto questo, secondo me potrebbe andare nella tua collana, o entrambe le cose? Sì. Spiegaci un po' questi aspetti più tecnici, diciamo. Allora, tecnicamente sappiamo che i fuori collana, per esempio, non funzionano mai, e quindi già questa è una risposta. Se uno mi presenta a Kellerman un libro sulla fisica quantistica, declino l'offerta, grazie, è bello, ma non ci capisco niente io e non fa parte del mio catalogo, non funziona. Se qualcuno mi propone narrativa, declino l'offerta, anzi addirittura dico: vai da Tizio, Caio, Sempronio, che sono più bravi di me e fanno delle collane di narrativa, e proponiglielo a loro. Noi non facciamo narrativa, chiamiamola fiction,
con un termine generico per capirci. Ci può capitare la storia del viaggio, la storia di qualcosa, però in termini narrativi, ma non è la narrativa di fiction, il romanzo, chiamiamolo così. Non facciamo poesia e quindi arrivano quintali di proposte, di libri di poesia. Io non so, siamo tutti, è vero che siamo poeti, eroi e navigatori in Italia, ma Dio buono ragazzi, basta. Cioè tenetevelo nel vostro cassetto sti libri di poesia perché non se ne può più, punto. Morale da favola, c'è qualche poeta qua dentro? Come scelgo i libri? Fortunatamente esiste una piccola scalcinata squadra che lavora con me, scalcinata per colpa mia, non per colpa di chi lavora con me, che riesce a costruire insieme con me tutto quello che può essere il lavoro che deve essere inserito all'interno di un paio, 2, 3 collane, non di più. Quindi sostanzialmente noi lavoriamo sulle collane. Nella collana riesci anche ad avere le proposte, però a quel punto sono proposte mirate che entrano già in un discorso di nicchia e quindi è chiaro che se c'è il titolo A, il titolo B e il titolo C, va da sé che se qualcuno vede il titolo A, il titolo B e il titolo C, il titolo D, se non è proprio un deficiente, capisce che può proporlo, ma se mi propone una roba che non ha a che fare con quello che abbiamo fatto prima, è meglio che non lo proponga. E quindi anche noi in questa scelta per certi aspetti siamo facilitati e quindi è una scelta ridotta. La domanda che tu mi volevi fare, che ti anticipo io, ma come si fa a vendere un libro oggi? È sempre più difficile. È sempre più difficile perché, come si diceva prima, è tutto legato, siamo sempre di più, siamo tanti editori. I gruppi editoriali ovviamente occupano, mi correggerai, l'80% dello spazio in libreria, quindi significa che fatto 100 questo tavolo, l'80% potrebbe essere questo quadratino qua, in cui 2500 editori devono, come dicevo prima, sgomitare per avere un posto. Ce la faranno? Risposta? No. Quindi noi facciamo pochissimi titoli, ne facciamo e volontariamente facciamo 12-15 titoli all'anno, non di più, non ce la facciamo. Se va bene che ne va bene uno, siamo fortunati, anche se nella storia abbiamo avuto diciamo delle collane fortunate, dei titoli fortunati che hanno venduto molto, eccetera, e che per certi aspetti continuano anche ad essere presenti sul mercato. Ma se dovessimo aumentare la quantità non ce la faremo, è impossibile, non ci stiamo dietro. Il mercato come si dice, è idrorepellente o book repellente, libro repellente, bello il titolo. Quindi il valore del libro è un bellissimo titolo, ma alla fine potremmo anche dire tu fai dei bellissimi libri con la grafica giusta, con l'impaginazione giusta, con l'illustratore giusto, scegliamo di farci il filo ref perché non sia mai che noi facciamo la brossura fresata, non esiste, e facciamo la carta avoriata perché la patinata costa meno ma fa schifo, non si può. Quindi il libro ti costa una cifra. E poi c'è il famoso discorso della tiratura. Gli agenti vanno in giro, promuovono il libro e arrivano dopo 2 o 3 mesi di giro del libro, quando lo fanno, non si deve dire, vero? Gli altri, bravo. Gli altri dicono che hai delle prenotazioni che sono circa numeri stratosferici, 70, 80, 100 copie prenotate. E allora tu cosa fai a quel punto? Vai a stamparlo in digitale? No. Presumi che potrai avere un riordino dopo? Sì, e a quel punto rischi. Ma dalle 2000 copie che c'erano una volta, questi non sono dati che invento io, sono dati ufficiali, adesso si è passati veramente, i dati Istat parlano chiaro, si arriva a 500 copie, che è il minimo per poterlo fare più o meno in offset, 500 copie. Allora vai da 500 a 1000 copie, perché questa è la tiratura media. Quando ti va bene fai 2000 copie, ma rischi che ti arriva la resa indietro e dopo di quei libri là cosa ne fai? Quindi ci rendiamo conto che è tutto incastrato,
che di fatto nel momento in cui io chiudo un cassetto, ne apro un altro, e questo mondo qua non trova una soluzione. Non abbiamo soluzioni. Oltretutto, l'anno scorso, l'ho letto sull'Internazionale della settimana scorsa, hanno chiuso 301 punti vendita che non sono le librerie ufficiali, perché qua dobbiamo anche parlarci chiaro, e quindi utilizzo la busta, quella del poliziotto cattivo. C'è un mondo di fighetti, perdonatemi, parlo male, sono rozzo, ma parlo così, vengo dalle montagne. C'è il mondo dei fighetti che arriva nelle librerie di catena e ha un posto privilegiato. C'è il mondo degli sfigati, che sono gli editori indipendenti, che hanno sempre le librerie indipendenti, con tutto il rispetto, ok? Che però sono fondamentali, perché le librerie indipendenti ti prendono, ti accolgono i tuoi libri, ed è fondamentale questa cosa. Nelle catene, ma sì e no, che lo vedi, qualche libro mio di Costa giù in fondo che non te ne accorgi nemmeno che esiste, capite? E quindi nel momento in cui chiudono anche nei piccoli paesi, perché le librerie, se andiamo per esempio nella provincia di Belluno, correggimi se sbaglio, ma di libreria a libreria finita ce ne saranno 5, forse 6, non ce ne sono tantissime, in una provincia che è sterminata. Va bene, ci sono le montagne, in cima alla montagna non ci sono librerie, però fondamentalmente in un territorio molto vasto, e ho limitato a questa provincia, non ci sono le librerie ufficiali. Ci sono però, o c'erano, tanti piccoli punti vendita che stanno chiudendo, che non ci sono più e che per noi erano fondamentali. Quando Gigi Terlucci andava in cima a Maniago o nei piccoli posti e ci portava i nostri libri e diceva alla signora Pina: guarda, ho sto libro qua di Kellerman. No, che non massa. No, tienlo qua. Casomai se non lo vendi vengo a prendere la settimana prossima. E poi alla fine mi raccontava che mi ha richiamato e mi ha detto: li ho venduti tutti, portamene ancora. Questi posti qua stanno scomparendo, come stanno chiudendo le edicole, perché i giornali non ci sono più. E quindi, quando andavo in edicola, che è un posto anche dove ti incontri a fare l'umarello, a raccontarti le stupidaggini, se non vai al bar, trovi anche i libri. E adesso questi posti qua non ci sono più, e per una fetta di produttori di libri, chiamiamola così, questa cosa è assolutamente penalizzante. Ho detto forse delle cose un po' confuse, scusami. No, io però ci tengo, insomma, hai detto delle cose giustissime, ci tengo però a dire una cosa che forse potevo dire anche all'inizio, che le librerie indipendenti fino al 2020 hanno chiuso, nei 10 anni precedenti al 2020 hanno chiuso a suon di 6-7% all'anno. Nel 2020 è successa una rivoluzione, di cui posso dire essere anche produttrice. Sono stata per 10 anni, fino a 2 mesi fa, per 10 anni sono stata presidente nazionale del sindacato libraio. In questo mio ruolo sono riuscita a coinvolgere una parlamentare e poi altri 2, insomma abbiamo fatto una legge che esiste in paesi civili come la Francia, la Germania, la Danimarca e metà dei paesi europei da 40-50, addirittura in Danimarca da 120 anni, una legge che stabilisce che il prezzo del libro è fissato in copertina come era prima, ma che stabilisce che lo sconto massimo è il 5%. Cosa è successo? Che le librerie indipendenti hanno smesso di chiudere e hanno ricominciato ad aprire a suon di 2-3% all'anno, quindi non è tanto, ma è qualcosa, cioè soprattutto le librerie indipendenti hanno smesso di chiudere. E le librerie indipendenti sono comunque quelle, soprattutto nelle città più piccole e magari anche o nei quartieri eccetera, che hanno un buon rapporto con gli editori del territorio. Certo. È più facile che effettivamente io ottenga i libri degli editori del territorio che magari una libreria di catena che comunque è servita dalla sua centrale, e questo effettivamente è un problema. Io ricordo che poi adesso le cose, poi c'è stato il Covid e le cose purtroppo sono un po' cambiate, però io ricordo che c'è stato un momento prima del Covid, quando è passata la legge, che il di allora, perché adesso so che fa un altro mestiere, ma il di allora direttore delle librerie Feltrinelli venne da me e mi disse:
aiutateci, perché noi vogliamo tornare a lavorare come all'inizio di quando era nata la catena, e che erano delle librerie molto più vicine a un senso di libreria indipendente. Abbiamo fatto, sempre nella legge c'è un articolo che parla del marchio delle librerie, e fra i vari elementi per avere un punteggio per accedere a questo marchio c'è anche la proporzione fra numero di titoli presenti in libreria e numero di editori. E abbiamo scoperto per esempio che alcune nostre librerie di un nostro associato nella zona di Velletri, lui ha 5 Mondadori franchising, lui ha 25.000 titoli e 170 editori. Io ho 12.000 titoli e 900 editori, perché nell'indipendenza, poi magari anche nella iperspecializzazione siamo ancora più avvantaggiati, e a volte c'è un titolo per un editore. Sta al libraio ovviamente poi scovare e accontentare il più possibile i clienti. Aggiungo che il buono della legge sullo sconto del libro ha creato, non so se per merito della legge o per qualche influsso astrale particolare, però fino a qualche anno fa arrivavate in fiera e vedevate cartelli con 2x3, libri scontati al 50%, ma allora quel titolo là che significato ha, scusate? Nessun significato, perdonami. E mentre questa cosa ha creato che adesso in fiera è molto, o se non è raro, è abbastanza ridotto questo fenomeno, che secondo me è molto squalificante, perché automaticamente se voi mi dite che quel libro che costa 20 euro me lo date al 30% di sconto in fiera, vuol dire comunque che quel libro là non vale niente. Se me lo date al 50%, cosa vale quel libro? Tutto il lavoro dell'illustratore, del grafico, dell'editore, del redattore, del tipografo, dove va a finire se me lo dai? Vuol dire che mi hai fregato prima col prezzo di copertina a sto punto, no? Non so se siete d'accordo, però per me questa cosa è fondamentale, perché la dignità che deve avere il lavoro dell'editore, il lavoro di tutto ciò che ha a che fare con la filiera del libro, che sono persone, perché non dimentichiamoci una cosa, nella busta ADA, per quanto mi riguarda, c'è la bellezza di avere un rapporto con le persone che è fondamentale, con gli autori. Non con tutti si va d'accordo o si va sempre in maniera estatica. Ci si può litigare, non ci si capisce, con alcuni si fanno dei rapporti di amicizia grandiosi e bellissimi, con i tipografi, con tutta la filiera si ragiona in termini di relazione tra le persone, con gli editori stessi. Qua c'è Emilio che è vicepresidente dell'associazione degli editori veneti. Noi abbiamo messo in piedi questa associazione ed è importante lavorare insieme per trovare delle strategie per cercare soprattutto di stare insieme, perché io credo che in questo momento in cui tutti tendono a isolarsi, solamente, lo dico in maniera categorica, solamente se troviamo la possibilità, lo direi anche tradendo il mio egoismo, la mia voglia di mantenere il mio marchio editoriale, la mia identità, ma se non troviamo le soluzioni per poterci unire nel modo che possiamo pensare il più strambo possibile, se non ci uniremo. Io mi ricordo che c'era Alfieri Lorenzon, chi lo conosce, che a una fiera di Torino mi disse, prendendomi sotto braccio, ma ero ancora un boccia fondamentalmente, vedi tutti questi qua, ti compreso, fra un po' di anni non ci sarete più. Forse si è sbagliato nel darmi un tempo che non si è realizzato nel tempo che pensava lui, ma questo è fondamentale. Se non esisteremo più da un punto di vista cioè se esisteremo da un punto di vista editoriale, di struttura, di marchio editoriale, non esisteremo più come presenza di mercato. Non ci saremo più, perché il mercato si sta sempre di più esaurendo. Ho detto anche troppo forse. Dopo ti richiamiamo casomai. Vado. Grazie Roberto, grazie. Allora, devo dire che Roberto ha ragione, io
sono andata per anni ai vari saloni, anche con la mia giacchetta di presidente nazionale del sindacato librai, e mi sono fatta venire una bile che voi non avete idea finché è arrivata la legge. E quando è arrivata la legge, quando beccavo qualcuno, la bile gliela facevo venire al qualcuno, dicendo guarda, o togli il cartello o io ti denuncio, perché c'era una legge, quindi così. Comunque le fiere e i saloni, anche su questo secondo me bisognerebbe un po' lavorare diversamente. La mia fiera del libro preferita in Italia è quella dei ragazzi di Bologna, perché è una fiera dedicata ai professionisti, perché quando la fiera è una grande libreria, non dimentichiamoci che a Torino ci sono tante librerie e a Roma ci sono tante librerie, e più liberi si fa i primi di dicembre, la gente si compra i libri per Natale dagli editori e i librai ciao, no? Quindi c'è tutta una discussione che, se si riuscisse a mettersi insieme, si potrebbe anche ragionare su magari date diverse, in periodi diversi, eccetera, e così. Vi dico solo una cosa che mi ha fatto tantissimo piacere, tra l'altro questo nostro evento di oggi è una piccola anticipazione di Equilibri. Sicuramente molti di voi avranno visto e avranno partecipato l'anno scorso alla nostra fiera dell'editoria del Veneto, e l'anno scorso un editore veneziano che molti di voi conoscono, che è Wetlands, ha confessato che nei 2 giorni di Equilibri ha venduto di più che nella settimana del Salone del Libro di Torino. Perché? Perché c'era una popolazione, diciamo, di persone che sono venute che erano veramente più interessate proprio al tema rispetto magari al Salone di Torino, che è una grande bolgia e dove effettivamente si passa, si transita, eccetera. Benissimo, allora l'editore ha il libro pronto, cosa fa? Va in tipografia? Allora, Marco Sartore, tipografia Sartore, ti chiedo intanto un pochino, tu sei giovane ma l'azienda c'era già? Te l'hai ereditata, sei tu. Quindi magari ci racconti 2 parole sull'azienda di famiglia e poi ci racconti come siete arrivati all'editoria, perché anche voi siete partiti probabilmente da anche un lavoro più commerciale, e rapporti con gli editori, eccetera. Poi faremo l'ultima domanda sull'evoluzione nel tempo. Sì, allora io ho un'azienda di famiglia, l'ho ereditata nel 2000, o meglio, l'ho ereditata un paio d'anni fa perché è venuto a mancare mio papà, però è un'azienda che nasce nel 1978, quindi io ho iniziato a lavorare nel 2008 e ho visto, diciamo, non ho visto i famosi fasti del passato di cui magari alcuni vi citavano, si parlava delle tirature, il 2000, 3000 copie, eccetera. L'azienda che abbiamo noi è un'azienda piccolina che si occupa principalmente di stampa sia commerciale che editoriale, e sempre per un discorso della sostenibilità ha una gamma di prodotti che è molto ampia e non è solo quella editoriale, perché altrimenti, come si parlava prima, le tirature sono molto basse e di conseguenza non sarebbe sufficiente a sostenere tutto quanto l'investimento. Altro tema che è stato trattato poco fa, che è notevole, magari non tutti sanno quanto può costare un impianto stampa, perché tutti hanno una stampante a casa, ma una stampante industriale ha dei costi che sono enormi, e se volete ve lo dico anche, cioè possono costare anche milioni di euro, e producono prodotti che costano alla fine, il pezzo finale sono i famosi 12-14 euro, quindi bisogna farne molti, e questo purtroppo collide con il fatto che le tirature sono ridotte, quindi bisogna trovare tanti clienti, tanti editori, ma il nostro vantaggio è che siamo una tipografia molto piccola, quindi noi ci allontaniamo da quello che è la massa di stampa che può essere una grande casa editrice come una Mondadori, una Rizzoli, eccetera, e noi cerchiamo invece le piccole, chiamiamola una tipografia indipendente, se vogliamo paragonarla alle librerie, perché noi cerchiamo appunto i piccoli editori, perché purtroppo io sono appassionato a questo lavoro. Sono appassionato all'oggetto libro, alla stampa, e dico purtroppo perché, come si parlava poco fa, è un lavoro eroico tutto quello che riguarda la filiera del libro in questo contesto, che io tra l'altro conosco da poco. Mi mancano, ripeto, tutti da dove è partito effettivamente il libro negli anni 50, nel dopoguerra, diciamo. Lì c'è stata una rivoluzione a livello di possibilità di produzione,
che è aumentato in modo notevole con la nascita dell'offset. Si parlava di questa tecnica di stampa che permette una tiratura di costi più bassi e una capacità produttiva molto ampia. Adesso io magari sto un po' divagando su quello che può essere tutto il tema, ma volevo un po' collegarmi a tutti quanti i vari aspetti dei vari attori della filiera, perché mi sono assegnato alcuni appunti. La cosa bella è che la parte iniziale di autore, grafico, illustratore, editore è tutto quanto un ecosistema che va poi a produrre il libro, e noi arriviamo alla fine e siamo quelli che devono produrre l'oggetto, passatemi il termine. E sempre collegandomi a altri problemi che sono emersi poco fa, c'è il discorso dei tempi. È vero che la tecnologia ha permesso di restringere, di ridurre i tempi, anche il percepito dato dal digitale della produzione è ovviamente ci si aspetta che la produzione venga fatta in 2 giorni, ma anche il libro stesso e la stampa avrebbe ancora la necessità di avere dei tempi un po' più ampi. Purtroppo il digitale ha abbattuto questo percepito e si dà per scontato che quando arriva, ripeto, alla fine della filiera della produzione del libro, si arriva dal tipografo e si chiede velocità, costi e la possibilità di avere un prodotto anche molto figo. Molto figo, cioè, sono i famosi 3 cerchi che se li mettete insieme non portano a un risultato buono. Cioè, o si fa presto o si fa bene, o costa poco, cioè, non può costare poco, essere bello, essere fatto velocemente, però questo ormai è quello che ci viene richiesto. Noi cerchiamo comunque di rispondere anche a queste richieste. Noi siamo una tipografia piccolina e per fortuna siamo un po' fuori da questo circuito di velocità, costo, prezzo, eccetera, e il nostro vantaggio è quello di poter comunicare, di poter parlare con un po' di più, almeno questo è quello che ho imparato da qualche anno, con tutta la filiera, quindi appassionarci di più al prodotto finito, sapendo anche poi il lavoro che viene fatto prima, cercando appunto di metterci anche del nostro, quindi non siamo più la stamperia, o meglio, mi piacerebbe pensare in un futuro che non venissimo più percepiti come la stamperia, quindi un'azienda che produce un prodotto profumato per chi non lo respira tutti i giorni sul pulpito di stampa, perché magari non so se ci sono dei macchinisti qui o dei tipografi o colleghi, però vi posso garantire che comunque è un odore forte, quindi quando arriva sul libro stampato ha un odore. Quando è sulla macchina stampa è tutt'altra cosa. Io ci sono nato, quindi ho un amore, odio rispetto a questo tipo di prodotto, anzi di odore, anzi sto cercando in tutti i modi di trovare un modo per eliminarlo, però se mi dite che è fondamentale che ci sia, evito di stressarmi a tal proposito. Anche perché più andiamo verso le cose eco, più le cose puzzano, non so se lo sapete, ma gli inchiostri che utilizziamo sono a base soia, puzzano tantissimo. Però purtroppo se vogliamo tenere l'aspetto ecologico c'è anche questo tema da trattare. Ho un po' divagato, volevo dare una panoramica da, non dico spettatore, diciamo c'è chi acquista i libri e chi li produce effettivamente sono io. È bello oggi essere qui perché tanti i grafici e gli illustratori li conosco molto bene e ci scontriamo anche spesso e volentieri per aspetti tecnici che non voglio trattare qui perché magari annoio tutti. Però tutto il mondo editoriale dell'editore, non so quanto è capitato con te, è stata una cosa molto, molto piacevole, però da noi arrivano, più che delle persone, arrivano dei capitolati, cioè arrivano dei PDF con scritto carta, pagine, filo ref se possibile, se vogliamo un bel prodotto, prezzo basso possibile, tempi domani va già bene perché è un tempo reale. La battuta che si spreca sempre è mi servirebbe per ieri, insomma vabbè, è una cosa che ormai non fa neanche più ridere perché lo sappiamo. È bello oggi essere qui perché vedo finalmente e percepisco tutto il pregresso, non sono solo, avete i miei stessi problemi in realtà, quindi sto tempo che non si trova, perché non si trova? Cioè, è una mancanza di programmazione o è perché
siamo schiavi del digitale, di Amazon fondamentalmente. Lo dico anch'io, ma non perché io sono contro Amazon che produce un sacco di cose, ma sono convinto che ci ha instillato nel cervello che tutto è acquistabile come un televisore, una lavatrice, ma noi facciamo un prodotto che è magari il libro editoriale meno. Quello che faccio io nella quotidianità sono anche tante cose customizzate. Ho la fortuna di lavorare anche con editori, come può essere Emilio, che chiedono delle cose che non sono standard. E là è la parte più bella del nostro lavoro, cioè metterci una lamina, parlare con l'editore, ma se usiamo una carta avoriata vuol dire tutto e niente, cioè è come dire una famiglia gigantesca, cioè c'è la patinata che la scartiamo, abbiamo già detto, e la carta uso mano. La carta uso mano lì, cioè, se volete stiamo qui un pomeriggio e vi appassionate con me di tutto quello che è quel mondo lì. Però quello che voglio dire io è che per fortuna c'è ancora una piccola nicchia su cui stiamo lavorando noi e i piccoli editori che secondo me non perderà, perché il prodotto figo rimarrà più del prodotto da battaglia. Il prodotto da battaglia verrà sostituito dall'ebook, il prodotto bello, ben costruito, ben fatto, con una filiera di qualità, possibilmente con dei tempi che permettano questo, quindi più ragionevoli, in maniera tale che anche i grafici non siano stressati da queste tempistiche disumane. Sono convinto che nel futuro rimarrà. Chiaramente ci viene in aiuto la tecnologia che noi abbiamo implementato. Io chiaramente non ho visto tutto il pregresso che c'era prima. Quando ho iniziato a lavorare c'era ancora un po' di tecnica classica standard, che è quella pellicole, quello che poi rallentava il processo. È rimasta la parte offset, la parte produttiva finale, e abbiamo digitalizzato anche noi, quindi le tecnologie aiuteranno sicuramente ad abbattere i costi, eccetera, a favore di quello che può essere la progettazione e la commistione, l'unione di forze nell'ottica di andare a produrre prodotti di qualità, meno prodotti, più belli, più studiati, lavorando tutti insieme in questa filiera che secondo me, se riusciamo a comunicare di più, riusciamo a far percepire anche al cliente finale che il prodotto che lui ha in mano è una roba figa, una roba bella, in cui ci abbiamo investito un sacco di tempo e il valore che ha quel prodotto, essendo percepito, viene pagato e mantiene in piedi tutto il sistema. Di solito sono molto pessimista, oggi ho questo slancio di ottimismo, quindi prendetelo così. No, quello che dice Marco è giusto, anche perché noi abbiamo, come piccolissimo editore, lavoriamo con un paio di tipografie, una delle due da non molto, ma devo dire con grande soddisfazione, proprio la tipografia di Marco, e entrambe le tipografie con cui lavoriamo hanno questo aspetto, cioè che io dico mi piacerebbe fare un libro così, però dimmi tu, no? Allora mi consigli la carta, mi consigli il tipo di vernice, mi consigli il formato, guarda che su questa macchina sta meglio 1 centimetro in più o in meno, cioè la collaborazione che ovviamente non c'è se vai, dici ti mando il file da stampare digitale e poi ciao, oltretutto quando arriva, insomma, non va bene perché secondo me i rapporti umani magari costerà un pochino di più, però alla fine abbiamo lavorato tutti bene e c'è anche, come dire, quello che io chiamo il post vendita che esiste, perché può capitare che un libro abbia un problema in fase di produzione, ma se tu sei andato posso fare nomi e cognomi? Da PixArt, che l'hai pagato prima di mandargli il file. Io non lo vedo neanche come un mio concorrente, in realtà. Non è un tuo concorrente, almeno non ho il vantaggio che non è un mio concorrente, perché appunto siamo in una nicchia di mercato sul quale comunque non saremo mai competitivi con loro. Ecco, è come dire il libro stampato e l'ebook o le grandi case editrici, le piccole case editrici, sono due mondi completamente diversi, hanno due sistemi di lavoro, due sistemi di vendita, due modi di affrontare il lavoro stesso, cioè anche i miei colleghi che hanno delle tipografie, delle aziende di stampa gigantesche, devono sottostare a delle regole di mercato che sono industriali e quindi loro devono cercare chi fa prodotti in quantità e soprattutto poco sensibili alla qualità finale, che
comunque ormai, diciamolo, non voglio essere quello che dice da me stampate le cose vengono fuori fighissime, negli impianti giganteschi si producono cose brutte vengono fuori perché vengono usate materie prime brutte, perché se il prodotto è bello e vengono utilizzate materie prime buone anche su una realtà industriale, ma il problema non è quello, non è che non possono fare cose belle o comunque non hanno il tempo di seguire queste richieste, questo servizio che può essere dato solo in un ecosistema, chiamiamolo indipendente, o comunque di una nicchia di appassionati che non lo fanno, siamo sinceri, non lo stiamo facendo per soldi. Uno non ha a parte che nessuno può aprire una tipografia al giorno d'oggi perché è veramente un pazzo furioso, perché ha dei costi di avviamento che io ce l'ho perché sono appassionato, ma perché, come ho detto prima, l'ho ereditata questa azienda. Ma il tempo che noi dedichiamo lo facciamo per passione, perché non è mai conteggiato. Quello che ho detto io all'inizio. Come tanti servizi che dà il grafico in più, l'illustratore, ma tutta la filiera, penso anche il libraio stesso, cioè dà un post vendita, un pre-vendita del libro, che è il suo tempo, che è quello che poi fa appassionare le persone, le avvicina magari a una casa editrice. Tutto questo con il click non può funzionare. Quindi sono convinto, magari non saranno tantissimi, è vero che poi in Italia si legge molto poco perché ho amici che non sono italiani, soprattutto in Francia so che c'è un mercato anzi si stampa tantissimo in Italia si stampano tantissimi libri francesi, perché poi in Italia abbiamo degli impianti, delle realtà, è un modo, perché fa parte, la stampa, per quanto venga resa facile, non è assolutamente facile, dalla tecnologia, è un mestiere artigiano a tutti gli effetti, perché ha delle variabili, una macchina da stampa, non voglio annoiarvi, ma è chimica, fisica, umidità, ambiente, caldo, l'inchiostro diventa fluido, troppo viscoso, l'occhio del tipografo sul pulpito di stampa che può regolare densità, cioè non è la stampante di casa, c'è ancora tantissimo dato da chi sta effettivamente sulla macchina da stampa. Per quanto queste macchine siano tecnologiche, abbiano spettrofotometri, si chiamano, che leggono le densità dell'inchiostro, si può andare a valore, che è un termine che si usa spesso in tipografia, stampa a valore, quando si devono stampare le cose per produrre quantità commerciali, quindi il libro commerciale. Quando arriva un editore, che spesso e volentieri è una cosa bellissima, è accompagnato dall'autore, che può essere un fotografo, può essere uno scrittore. È più facile che sia un fotografo perché sono libri d'arte, quindi ha bisogno dell'occhio di chi effettivamente l'ha prodotta, la foto. È stressante quanto appagante, perché sei nel momento più importante è più importante per me effettivamente, però adesso stavo dicendo una cosa molto, molto pericolosa, però per me è importantissimo, ma è la fase finale che va a concretizzare tutto quello che è stato raccontato fino adesso, avere lì tutti gli attori che vedono la nascita di questo prodotto, è una cosa che secondo me va come si può dire, a elevare al massimo l'emozione che può avere anche lo stampatore stesso, che non sta producendo, diciamo, un manufatto, ma sta producendo un pensiero, una sfida per chi deve investirci, cioè viene coinvolto in un processo al 100%, di conseguenza sono convinto che sia stressante, ma il prodotto finale venga 10% più bello, perché c'è quella pressione positiva che ti fa capire quanto lavoro c'è stato dietro, e quindi noi abbiamo sempre le porte aperte per chi vuole vedere l'avviamento di stampa, anche se è un catalogo commerciale, perché comunque anche lì c'è un valore di persone, di tempo investito. Quindi. Bene. Allora, grazie a Marco. E cosa succede quando Marco ha finito di inscatolare a suon di 20, 30, 40 copie per scatola? Dove vanno a finire queste copie?
Dal distributore, perché io sono una libraia che crede ancora che ognuno deve fare il suo mestiere, come l'autore deve essere pubblicato da un editore, perché sennò dobbiamo avere tanti dubbi sulla qualità del libro, così secondo me è importante che ci sia chi fa l'editore, chi fa il tipografo e chi fa la distribuzione. Io conosco molti colleghi librai che prediligono invece il rapporto diretto con l'editore. Io che sono piccolo editore mai e poi mai farei una cosa del genere, salvo veramente eccezioni. Cioè, quando io pubblico un libro deve esserci un distributore con i suoi agenti che fanno la promozione, che lo portano agli altri librai, perché se no poi ognuno, allora tic tic, 3 copie, 5 copie, 2 copie, no. E io stessa da libraia mi fornisco molto volentieri dal distributore, perché il distributore mi propone un pacchetto di titoli, soprattutto quando il distributore è un distributore come CR Vecchi, abbiamo qui Elio Vecchi che è il presidente, che è un distributore che ha degli editori anche importanti, perché abbiamo EO, abbiamo Epli, abbiamo editori, insomma, CR, editori non solo diciamo più locali, ma che comunque ha tantissimi editori anche del nostro Triveneto, ed è molto interessante per un libraio trovarsi tutti insieme tanti titoli, tanti editori, per cui nella tua linea di libreria puoi dire mi dai 2 di questo, 1 di questo, così, e ricevo una scatola con dentro tante cose diverse, senza andare, ecco. Quindi oltretutto poi non dimentichiamoci che poi i librai non sono mica tutti pane da far ostie, quindi quando ben l'hai fornito direttamente il libraio devi anche farti pagare poi. E questo è uno degli aspetti della distribuzione che secondo me è fondamentale ed è quella più gravosa probabilmente, di cui ho sempre ringraziato molto CR Vecchi. Poi ogni editore può sbagliare, può fare dei titoli che non funzionano, ma io posso dire che per la mia esperienza, per i miei titoli, io col mio distributore che è CR Vecchi, ho fatto un anno di tentativo da un'altra parte che era Mursia, così lo dico, poi sono subito tornata di corsa da CR Vecchi, perché quando si lavora bene e poi oltretutto quando c'è anche un colloquio chiaro con il distributore, il quale ti può dire cosa stai pubblicando qua che non funziona, no? Oppure no, guarda, non stare a ristampare perché ne abbiamo vendute 7 copie nell'ultimo mese, fermati un attimo. Quindi anche questo è molto importante col distributore. Allora, io so che Elio ha preparato un bellissimo... Sì, allora. Io non gli faccio nessuna domanda, lo lancio, vai. Buon pomeriggio a tutti intanto. Grazie Cristina che mi hai dato l'opportunità di annoiare un po' di gente con numeri e quant'altro fa parte del mondo dei distributori. Allora, CR Vecchi è un'azienda, mi presento, vabbè, ha già detto il mio nome ovviamente. L'azienda è nata, è forse l'azienda più vecchia che c'è qua, perché è nata il 1° gennaio del 1956, 3 mesi prima di me, per cui è abbastanza anziana, o comunque, se vogliamo metterla così, ha una certa esperienza nel mondo della distribuzione. Allora, cominciamo. Il lavoro del distributore è articolato fondamentalmente su 4 fasi. La promozione. Per i medio-piccoli editori la produzione libraria viene effettuata capillarmente presso le singole librerie da agenti nostri, responsabili ciascuno per un'area geografica di propria competenza, appunto. I grandi editori normalmente hanno una promozione loro. La distribuzione si organizza la distribuzione dei titoli ovviamente presso i singoli punti vendita. Una cosa che non ho detto, inciso, CR Vecchi opera nel Triveneto e per alcuni editori anche a livello nazionale. Ci tengo a specificare questa cosa perché il Triveneto è la zona che in Italia è la più particolare di tutte. Per esempio, le librerie di catena nel Triveneto, le avete sentite nominare prima, non sono così importanti come lo sono in altre regioni. Esempio, a 90 km da Padova c'è Bologna. A Bologna non esiste una libreria indipendente, sono tutte librerie di catena. Nel Veneto abbiamo librerie indipendenti importanti anche al di fuori
dei capoluoghi di provincia, faccio un nome: Bassano piuttosto che Schio. Per cui la zona, oltre a essere geograficamente la più vasta d'Italia, perché per andare a promuovere il libro sono 190 km a Trieste, 190 km a Bolzano, fate conto che Milano, che è l'80% delle vendite, anche di più, della regione Lombardia, è una città. Le librerie possono essere visitate tranquillamente in motorino, quindi con spese che sono decisamente inferiori. Chiedo scusa per l'inciso, ma mi sono messo per scritto tutte queste cose perché altrimenti, come dire, siamo veneti, come mi piace dire, siamo tutti cittadini della Serenissima, è un casino. Allora, distribuzione e va bene. La gestione del prodotto. La vita del libro è gestita dopo la fase di lancio delle novità, attraverso riassortimenti, riposizionamenti, organizzazione della logistica, degli eventi legati al libro, quando questi sono presenti. La gestione del magazzino, in particolare per il magazzino di un distributore, la spesa più onerosa sono proprio le rese degli invenduti. Ma lo vediamo dopo. Cerchiamo di capire con 4 numeri che adesso vi elenco, sono più di 4 purtroppo, che cosa succede dal punto di vista distributivo. I dati che porto sono fonte Sole 24 Ore, su dati Istat, elaborati su dati Istat, e riguardano il 2022. Allora, in titoli nuovi usciti in Italia nel 2022 sono stati 86.000. Se a questi aggiungiamo gli ebook e i libri autopubblicati che Cristina tanto ama, e non solo lei, il numero sale a circa 103.000 titoli, il che significa 280 titoli al giorno, ogni giorno che il buon Dio mette sulla terra. 12 libri ogni ora, sfido chiunque a leggere un libro in un'ora. Tutto questo per un totale di 198 milioni di copie stampate. Il 33% di questi titoli è immesso sul mercato dai grandi editori. Un piccolo editore pubblica diversi titoli ogni anno, ma ciascuno con bassa tiratura. Parliamo di tirature prima. Per i dati AIE, che sappiamo che è un discorso medio vuol dire la storia del pollo e del mezzo pollo, la tiratura media è stata di 2.000 copie, ovviamente inquinata dai grandi editori, perché so perfettamente che la tiratura media sono 500-1000 copie, ma già le 1000 copie c'è da baciarsi i gomiti. Allora, nel 2022 i microeditori hanno pubblicato 11 titoli all'anno, i piccoli editori 45 titoli, i medi editori 226, le grandi case editrici 863. Poi ognuno degli editori presenti si inserisca all'interno della categoria che più ritiene opportuna per se stesso. 2 parole sui lettori in Italia. Allora, nel 2022 ha letto almeno un libro il 46% delle persone residenti al nord, il 42% di chi vive al centro, il 27% di chi vive nel meridione. La percentuale delle lettrici all'interno della popolazione femminile è del 60%, quella dei lettori è del 52%, scusate. Quindi le signore, oltre a essere più numerose, ci battono anche in questo campo. Faccio un inciso, Cristina. In questo periodo l'editoria sta, diciamo che non ci sono dei bei numeri, come diceva Roberto prima, nei dati di venduto. Tanto per dare un'idea magari a persone che non ci hanno mai pensato o che forse non si spiegano, è ormai assodato che sono 2 le situazioni in cui non si vendono libri: quando ci sono i mondiali di calcio e quando ci sono le elezioni.
il mercato si ferma. Nessuno sa il perché, però il mercato si ferma. Adesso ci sono sia le elezioni europee che gli europei di calcio. Mi pare, non sono un appassionato, per me la palla o è ovale o è arancione, quindi proprio il calcio anche no. Allora, detto questo, riprendo, ogni tanto faccio così. Allora, ogni anno ci sono moltissimi libri che rimangono invenduti. La quota di editori che dichiarano una percentuale di invenduto compresa tra il 26 e il 59% delle copie distribuite è il 45% di tutti gli editori, nella loro globalità. Volendo suddividere ancora per fasce, il 43% dei grandi e medi editori dichiara un invenduto tra il 26 e il 59%. Il 54% dei piccoli editori dichiara quelle percentuali di invenduto e il 42% sono i microeditori. Allora, come ha detto Cristina, come ribadisco adesso io, noi collaboriamo con i piccoli, i micro e qualche medio editore. Allora, il nostro lavoro si divide, come ho detto prima, in 4 fasi. La promozione. Per fare la promozione di un libro abbiamo bisogno di uno strumento che è indispensabile. La scheda titolo. La scheda titolo contiene le caratteristiche tecniche del libro, dovrebbe contenere le caratteristiche tecniche del libro, quindi codice EAN, foto di copertina, numero di pagine, tipo di rilegatura, prezzo, tutte queste amenità tecniche che però sono indispensabili. Tenete presente che senza codice EAN non si può distribuire un libro. Fino a 20 anni fa lo si faceva ancora, adesso i sistemi informatici, 20-25 anni fa, adesso i sistemi informatici obbligano ad avere un codice EAN, altrimenti il libro non arriva neanche in libreria. Poi le informazioni, questa scheda titolo deve dare delle informazioni sull'autore, dove vive, che titolo di studio, dove è nato, sull'argomento, sulle eventuali motivazioni di vendita che normalmente individua l'editore, ovviamente essendo stato messo al corrente di tutto quello che contiene il libro, e qualunque altra cosa che contenga informazioni utili da passare al libraio perché possa fare la sua scelta. Una volta ricevute le schede titolo, che è vano chiedere agli editori di raggruppare il più possibile, ne riceviamo mediamente noi come distributori un 7-8 al giorno, per cui bisogna fare tutto il lavoro di organizzazione, vengono inseriti nella cosiddetta cedola novità, che è famosissima fra gli addetti ai lavori. La fermiamo quando questa cedola novità arriva a 350 titoli. Le cedole poi, quando sono pronte, vengono inserite nel primo giro promozionale possibile. I giri promozionali sono programmati 9 in un anno, calendarizzati e comunicati agli editori a inizio anno. Vi domandate perché 9 in un anno? Molto semplice, nel Triveneto per esempio, essendo la zona geografica più vasta d'Italia, per fare il giro delle 7 chiese, come si dice, cioè il giro di tutte le province, ci vogliono 40 giorni lavorativi. Fate presto, bisogna escludere Natale perché tutto sommato non possiamo obbligare gli agenti ad andare in libreria a Natale, ammesso che le librerie siano libere. Esatto, in dicembre le librerie, non volevo dirlo, non vogliono vedere gli agenti, c'è il tiro al piccione, anzi il tiro alla gente nel mese di dicembre. E stessa cosa per agosto, perché per legge bisogna garantire le ferie e 15 giorni sono a scelta delle persone, d'accordo? Allora, fatto questo, parte il giro promozionale. Gli agenti visitano le librerie, prendono gli appuntamenti,
faccio già dei distinguo tra 20 anni fa ed oggi. 20 anni fa bastava andare in libreria, adesso bisogna prendere appuntamento, per cui per la gente, perché sia economicamente sostenibile andare a Trieste, deve riuscire a mettere d'accordo tutti i librai di Trieste, perché non può fare avanti e indietro da Trieste in 40 giorni 3 volte, perché le spese sono carucce, come ben sapete. La cosa è facilitata dal fatto, altro esempio, faccio un esempio su Venezia stavolta, 25 anni fa, Cristina correggimi, diciamo 25 anni fa, per fare il giro delle librerie di Venezia ci voleva una settimana, adesso basta un giorno e un'ora, perché le librerie ce ne sono molte, ma molte meno. Allora, vengono presentati i titoli, il libraio guarda, fate conto di vedere un folder con le schede, il movimento è questo, viene dedicato mediamente 3 secondi per ogni scheda. È per questo che insistiamo con gli editori che le informazioni siano rapide e visibili. Poi è chiaro che è compito della gente fare in maniera che un libraio si soffermi su una scheda piuttosto che un'altra. Allora, i librai, in base alla propria professionalità, mi scuserai, ma di librai professionisti ce n'è gran pochi, al proprio istinto, qualche volta anche in base a scelte personali, al proprio gusto, perché no? Anche tu, Cristina, mi scuserai sulla professionalità dei librai. Valutando i dati che sono inseriti nella scheda, prenotano le copie che ritengono opportune. Allora, è giusto specificare che su una cedola di 350 titoli non vengono mai prenotati più del 30-35% dei titoli. Gli altri vengono bellamente ignorati completamente. Terminati tutti i giri promozionali, vengono comunicati i dati agli editori e qui arriva l'osservazione che ha fatto giustamente Roberto: ma come, io decido di fare un libro e a livello nazionale me ne mettete fuori 70 copie. Cosa faccio? E noi normalmente rispondiamo: ascolta, cosa ha avuto che te dica? Questi sono i dati, non posso inventarli. Possiamo forzare, ma poi i librai dicono sei sempre qua che mi chiedi sei C'è da dire una cosa però, qui lo dico e non dirò mai i nomi nemmeno sotto tortura. Abbiamo saputo che una delle principali catene di librerie nazionali ha sostituito i propri buyer con delle persone che arrivano dalla moda, che fanno fatica a capire che nel mondo del libro esiste la resa, che fanno fatica a capire che se un editore tira 800 copie non vengono mai distribuite tutte. Questi vogliono che tutti i libri vadano via subito perché ragionano in termini stagionali. Non capiscono che esiste un catalogo, nella moda non esiste il catalogo. E ora dove vogliamo andare? Se le principali catene ragionano così. Comunque vabbè, andiamo avanti, altrimenti la tiro lunga e ho paura di sforare. Allora, distribuzione. L'editore, in base alle prenotazioni del distributore, invia i libri, anzi normalmente è il tipografo o il legatore, dipende dalle cose come vengono fatte. Allora, viene predisposto il cosiddetto lancio novità. Questi lanci sono programmati, sono settimanali e sono 44 normalmente all'anno. E le date di questi lanci, cioè CR Vecchi consegna in libreria tutti i martedì per 44 settimane all'anno. Vale sempre il discorso di Natale, Ferragosto e compagnia bella per le altre che mancano. Vengono calendarizzati e comunicati agli editori che dovrebbero tenerne conto per la loro programmazione editoriale, perché adesso lo vediamo. Per ogni libreria, quando è il momento del lancio, vengono accorpati i titoli dei vari editori che sono arrivati. Cristina?
l'ha appena detto, mi ha anticipato, predisposte le spedizioni e effettuati i lanci nel rispetto delle date calendarizzate, cioè ogni martedì di ogni settimana di quelle 44 in libreria ci deve essere la scatola di CR vecchi per i libri che le librerie hanno prenotato. La gestione del prodotto, e qui veniamo alle dolenti note, come si dice. Discorso Amazon. Allora, stiamo parlando di catalogo, non di novità. In qualche modo la vita della novità ha avuto il suo circolo che si è chiuso. Dopodiché le librerie, ringraziando il cielo, vendono anche qualcosa di catalogo. Comunicano gli ordini al distributore che deve evadere entro 36-48 ore dal momento di ricevimento dell'ordine. Perché 36-48 ore? Sapete tutti perfettamente che il principale competitor di questo mercato spaccia il fatto che lui consegna in 24 ore. Quindi, quante volte ti sei vista arrivare un cliente che ti dice: hai il libro? No, guarda, però faccio l'ordine e lo ricevo domani. Ah, non importa, prima ancora di uscire ha digitato su Amazon l'acquisto. Ti è già successo? Non tanto. Non tanto? Sono molto convincente quando dico guarda che mi arriva domani, al massimo dopodomani. Dipende da chi è il distributore, però di la verità. Stiamo parlando di CR vecchi, non di messaggeria. Vabbè, comunque, andiamo, vado avanti. Il distributore non si limita a distribuire le novità, a farle prenotare, eccetera. Per il catalogo, mediamente ogni anno vengono organizzate campagne o promozioni su collane oppure titoli di argomenti specifici legati a un determinato periodo dell'anno piuttosto che ad anniversari. La signorina prima ha detto che l'autore buono è quello morto, anche il distributore è di questo parere, perché gli anniversari fanno vendere i libri. C'è poco da fare. Quest'anno, per dire, è il centenario della morte di Matteotti, per cui più di qualche editore ha pubblicato libri sulla vita di Matteotti, su quello che è successo. CR, nostro socio, è qui presente, ha pubblicato un libro, dovrebbe lunedì, martedì e mercoledì a Roma. C'è una 3 giorni di presentazione su Matteotti per via di quello che è successo ovviamente, e ci ha chiesto delle copie per una presentazione che raccontano la vita coniugale di Matteotti con la signora, e CR ha pubblicato un libro, eccetera. Vabbè. Quest'anno qua a Venezia abbiamo i 700 anni di Marco Polo, i 100 anni della morte di Conrad, e come dici tu giustamente sono temi che soprattutto i librai, se stanno attenti, fanno una bella vetrina. Esatto. Oppure ricorrenze storiche, riprendo il discorso, o accadimenti significativi. Siamo nel Triveneto, la regione è sponsor di questo evento. L'anno scorso la regione ha inaugurato il cammino del Prosecco e quindi, avendo noi dei titoli sul cammino del Prosecco, nonché la guida ufficiale pubblicata, posso fare i nomi, dall'editore Tabacco, guidina 1.25.000, è chiaro che abbiamo fatto un lancio in libreria di queste cose qua. Tutte queste campagne, queste organizzazioni comportano ulteriori lanci rispetto ai 9 che avevamo prima ed hanno tutti le stesse modalità di promozione e distribuzione, perché bisogna fare una cedola, andare in libreria, presentarla, eccetera, eccetera, eccetera. A questo punto, nel bene o nel male, i libri sono arrivati in libreria e tutto torna nelle mani dell'autore e dell'editore, perché sono proprio loro che determinano la vendita al pubblico di un libro. Mi spiego. Finora abbiamo, usando un pessimo anglicismo, ma gli inglesi rispetto a noi hanno questa grande capacità, finora abbiamo parlato di aria fritta, cioè di sell-in. Tutti i movimenti fatti sono all'interno della filiera. Ma se non c'è sell-out, cioè se la libreria non vende i libri, con cosa paghiamo l'autore?
che ha usato tempo per pensare, l'illustratore, il grafico, l'editore, il tipografo, la redattrice, eccetera, deve esserci sell-out, come dicono gli inglesi. E il sell-out lo fanno o l'autore o l'editore. Come? Pubblicità. Avete mai visto pubblicità importanti in televisione o in radio o qualcosa sui libri? Direi proprio di no. Assolutamente. Con i giornali. Qualche anno fa avevano un effetto. Oggi molto meno. Perché? Perché i giornali chiudono le edicole perché i giornali non ci sono. Ma comunque in maniera differenziata rispetto al territorio. Un articolo sul Piccolo di Trieste fa vendere molti più libri che un articolo sul Gazzettino o sul Mattino a Padova. È vero che Trieste non è una città italiana, ma è mitteleuropea. Però le differenze sono sostanziali. Con i social media, molto. Adesso sono i social che vendono i libri. E poi restano comunque gli eventi, per la vanità di ognuno, direi soprattutto del pubblico, che si fa i selfie con l'autore, ero lì, mi ha firmato il titolo, firma copie, presentazioni, tutte queste cose qua. E adesso arriviamo alle dolenti note. L'Italia non ha certamente una vasta popolazione di lettori e lettrici. Abbiamo visto prima le percentuali, sono ridicole se non risibili. Qualcuno ha fatto l'esempio della Francia. In Francia la percentuale di lettori è del 90%. Tanto per essere chiari. Siamo a livelli di terzo mondo, come Italia. Cioè in Indonesia, in Malesia leggono più di noi, con tutto il rispetto che ho per queste nazioni, cioè, capiamoci, non voglio essere razzista, lungi da me questa cosa. E un'altra cosa che il mercato del libro ha rispetto a tutti gli altri mercati, o quasi tutti, ma direi tutti, è il diritto di resa dell'invenduto. Per cui al massimo 40 giorni dopo, Cristina, tu dicevi 30, qualcuno fa anche 40, al massimo 40 giorni dopo avere ricevuto un libro, se il libro non ha venduto, viene preso, impacchettato e restituito. Ma se torniamo ai numeri di prima, alla produzione, ci sta anche in qualche modo, nel senso che le librerie, come si dice tra addetti ai lavori, non hanno i muri a fisarmonica. Siccome ogni giorno ne escono 230 di titoli che hanno diritto ad avere spazio in libreria, qualcosa bisogna fare. Ripeto, o i muri a fisarmonica, ma non esiste, oppure i libri vengono restituiti. Ma esiste anche qualcosa che si chiama resa finanziaria. Cioè i librai hanno questa capacità, come nostro Signore, lui trasformava l'acqua in vino, i librai trasformano i libri in soldi. Come? Sì, perché se io restituisco i libri, mi vengono accreditati, come si dice tecnicamente, in partita, e l'accredito è scalato sulla prossima fattura. Quindi c'è anche una leva finanziaria. In particolari periodi dell'anno, mediamente tra gennaio e marzo, i librai rendono anche le ragnatele degli scaffali per farsi fare l'accredito. Hanno comprato tanto per Natale. Hanno comprato tanto per Natale, per cui qui torniamo ad accusare autori ed editori che se avessero fatto bene il loro lavoro, i loro libri fossero stati ben venduti a Natale, non ci sarebbero le rese. È una roba da circo. Comunque, vabbè. Allora, la gestione delle rese, torno ai francesismi triveneti, è un casino. Allora, immaginate un attimo di ricevere un bancale di 3.000 copie di libri, suddivisi fra 10 titoli che arriva dalla tipografia. Il bancale è ordinato benissimo, i libri sono divisi, hanno un loro spazio, stanno in piedi, è tutto fatto per bene da chi spedisce il libro. Per cui l'apertura non comporta più di 10 minuti, un quarto d'ora.
Quando arriva il bancale di rese, il corriere scarica il bancale di rese, che è fatto da scatole di librerie, di più librerie, non di una libreria, qualche volta anche di 8-10 librerie, 2-3 scatole l'una, in condizioni che i NAS si rifiuterebbero di analizzare. All'interno di queste scatole ci sono i libri buttati lì come calzini vecchi. Non è il caso di Cristina, non parlo dei presenti, ma vi assicuro che arrivano delle cose. Sì, io sto dicendo che però ci sono delle cose che arrivano in condizioni, non è di tutti i librai, ripeto. La differenza sta tra librai con la L maiuscola e librai con la L minuscola, semplicemente. Non volevo essere... Però ci sono anche distributori. Sì, assolutamente. Dei libri che sono già guasti. Assolutamente. Hai pagato l'andata, devi pagare il ritorno. Perché non sanno fantasmi? Poi No. Sì, Allora, certo. adesso qua mi segnalano tempo. Tempo, ho quasi finito. Dopo tocca ai librai. Sì. Colgo l'occasione delle osservazioni giustissime di Giampaolo, di Gian Domenico, scusate, non di Giampaolo, perché chiaramente il mio era un discorso generale, però generale perché queste cose effettivamente succedono. Comunque, un'altra cosa in generale, alcune considerazioni sul discorso dei costi, faccio prestissimo Cristina. Un'altra peculiarità del libro è che il prezzo è fisso ed è uguale per tutti e stabilito dall'editore. Il rischio imprenditoriale, e bisogna riconoscerlo, è tutto sulle spalle dell'editore, perché il diritto di resa esiste. L'incidenza del costo della promozione / distribuzione, comprensivo della percentuale dei librai, mediamente sta tra il 50 e il 60% del costo di copertina. Un'altra cosa che, così, e l'ultima, mi piace far notare è che il distributore non è remunerato per il servizio che fa, ma è remunerato solamente se il libro vende. Mi spiego, se io distribuisco 1000 copie con dei costi di personale, magazzino, corriere e quant'altro, e le 1000 copie tornano indietro, il mio ricavo è 0, ma io ho pagato corrieri, collaboratori e tutto il resto che va. Una battuta leggera, tutti noi, se andiamo dal medico e il medico ci diagnostica 1 mese di vita, lo paghiamo lo stesso. Grazie. Buonasera, grazie a tutti. Elio, grazie. A questo punto invitiamo il libraio. Allora, voglio dire una cosa, perché forse voi non avete sentito, ma Gian Domenico giustamente faceva un'osservazione. Allora, dobbiamo dire che capita che il più grosso distributore d'Italia, che è Messaggerie Libri, che si è inventato questo nuovo impianto da 40 milioni di euro, manda i libri in scatole che io chiamo portaerei, che sono veramente, non riesci a sollevarle perché sono troppo grandi e non c'è dentro nessuna cosa che contenga i libri fermi, per cui 1 su 2 io faccio le foto, mando le foto e comincio a fare la resa di guasti. CR Vecchi mai, cioè i libri che arrivano da CR Vecchi sono inscatolati come li inscatoliamo io e Gian Domenico, perché anch'io quando mando via i libri o a miei clienti che mi hanno fatto un ordine che io chiamo ancora per corrispondenza, il famoso e-commerce, viene impacchettato con dentro il pluribo, il CCC, ma anche quando faccio i resi, non solo a CR, che ovviamente se lo merita perché ci manda i libri sempre perfettamente impacchettati, ma anche quando rendo a Messaggerie che non se lo merita, facciamo così. Anche quando rendiamo i guasti li impacchetto bene perché è mia abitudine, perché noi li amiamo i libri. Dopodiché, lo sappiamo benissimo Gian Domenico,
Come non sono uguali tutti i distributori, non sono uguali tutti i librai, e quindi sicuramente anche egli avrà visto cose che non vorremmo mai vedere. Però a questo punto qua abbiamo Gian Domenico. Allora, io sono libraia, ma siccome io faccio la moderatrice, abbiamo scelto un libraio che, come dicevo prima, ci piace, perché abbiamo fatto questa scelta. E Pangea, come me, è una libreria un po' particolare, perché è una libreria indipendente e molto specializzata. E quindi io intanto ti vorrei chiedere da quanti anni hai la libreria, come sei arrivato a fare il libraio e il libraio specializzato, e poi parleremo anche della differenza fra generalista e specializzato, anche nella scelta dei titoli, perché ovviamente, avendo una libreria molto simile alla tua, ho in mente cosa potrei dire io, ma avrei un cuore che invece lo dicessi tu, ovviamente. Allora, la libreria Pangea è nata nel 96 ad opera di due ragazzi appassionati di montagna e di vela, che hanno aperto questa cosa molto scheletrica all'inizio, per cartografia, nautica, montagna e viaggio. Poi la cosa si è un po' ingrandita, sono andati avanti 10 anni e nel 2006, ecco sì, meglio adesso, no, dicevo appunto nata nel 96, poi dopo 10 anni l'ho rilevata io. Perché l'ho fatto? Un attimo di follia, insomma, un po' non... allora io sempre stato appassionato così di cartografia, di libri, non ho mai fatto, non ero in un qualche settore dell'ambito librario, insomma. Io ho fatto altre cose, facevo il fotografo, ho gestito come tecnico un teatro sperimentale, insomma, cose diverse che non c'entrano granché col libro. Però la libreria appunto aveva già una sua storia, quindi è stato come montare su un treno in corsa un po'. Ho fatto una scelta allora che mi era allora sembrata sensata, poi un po' meno, cioè ho mantenuto un dipendente che c'era prima per dare un senso di continuità. È stata una scelta che in realtà si è rivelata un bagno di sangue, perché per noi piccoli il carico fiscale di un commesso è folle, cioè 14 mensilità, noi a malapena ne vediamo 12, insomma, per esempio. Ma più che altro come persona, lui poi non riusciva a star dietro ai miei cambiamenti, perché da quando è stata aperta la Pangea ad oggi le cose sono cambiate tantissimo. Una volta non c'era l'internet, quindi esistevano anche delle categorie di libri, i repertori, quindi i campeggi, i ristoranti, che si vendevano. Adesso non vengono neanche più prodotti, resiste forse Le Osterie d'Italia di Slow Food e un altro paio di titoli, insomma, che hanno un po' più così una appeal particolare. Quindi anche la libreria ha dovuto un po' adattarsi, seguire, inventarsi, per esempio rispetto all'impianto scheletrico di prima sono stati aggiunti o espansi dei reparti, quindi adesso anche una parte, perché era anche un po' un mio interesse, una parte di natura che va dagli orti urbani al riconoscimento degli alberi, all'etologia, così. Perché questa è una delle cose belle di fare il libraio indipendente, che ti muovi con una certa libertà, insomma. Stai nel mercato ma ti puoi muovere. Fare il libraio indipendente e fare il libraio anche specializzato, perché io ho sempre pensato, anche se ho avuto a volte delle discussioni con chi si occupa di librerie, con chi pensa di occuparsi di librerie, sul fatto che essere specializzati possa essere una nota negativa. Invece io ho sempre pensato che, soprattutto quando si è medio-piccoli, la specializzazione è un plus, perché da te trovano quello che non trovano da nessun'altra parte. Viceversa, ci sono le grandi catene che hanno il catalogo completo
più generalista, quindi cosa facciamo? Noi piccoli concorrenziamo con una grande catena? No, è meglio approfondire il soggetto. Allora ti chiedo se sei d'accordo e se effettivamente sì. Anche per esempio attaccandomi al discorso di prima dello sconto, quando io ho aperto c'era lo sconto libero, quindi io compravo un libro, per dire Mondadori, lo pagavo col 30% di sconto, il padovano entrava alla Mondadori, alla Feltrinelli e lo comprava scontato del 30%, cioè esattamente, lo pagavo esattamente la stessa cifra che pagavo io. Quindi io non vado a mettermi in libreria dei libri del genere, preferisco muovermi, cercare, proporre quella cosa che intanto rispecchia più la tipologia della libreria, ma anche difficilmente trovi nei grandi supermercati del libro, insomma. Adesso con lo sconto del 5 è tutto diverso, per fortuna. Ecco, prima si parlava anche con Elio diceva bisogna che poi il libro venga promosso dall'autore, dall'editore. Io credo che sia molto importante anche la promozione che fa il libraio, per esempio organizzando delle presentazioni che noi sappiamo che molto spesso i librai organizzano, specialmente quando sono magari in città più piccole, e dal mio punto di vista vedo che avendo un po' capito il taglio delle presentazioni, nella maggior parte dei casi, insomma, l'altra settimana abbiamo presentato un libro nuovo che abbiamo fatto noi, super di nicchia, sulla Voga Veneta, ci saranno state 80-90 persone, ho venduto 50 libri, quindi la promozione che tu fai in quel momento è importante. Io so che tu anche organizzi presentazioni anche dentro la libreria, che è ovviamente molto più grande della mia. Sì, perché sotto c'è una saletta dedicata a mostre, incontri, presentazioni. Funzionavano meglio prima, nel senso che prima del Covid, okay. Perché allora c'è stato un lento avvio di un volano che però aveva portato poi la gente che passava a mettere dentro il naso e chiedermi questa settimana cosa c'è, perché quindi avevano preso l'abitudine agli eventi, agli incontri. Quella fermata causata dal Covid adesso è stato un po' ripartire, non proprio da zero, però insomma vedo che ha cambiato qualcosa anche nella mentalità della gente, quindi ci sono meno presenze forse. Ma io ho appena concluso mi ero inventato così una 3 venerdì su montagna e alpinismo con 3 autori bravissimi, il livello è stato veramente fantastico, la gente è contentissima. La presenza non era poi più di tanta, insomma, finalmente, perché anche lì poi dovresti poi ripetere, allora la gente sa che fai anche quella rassegnetta di alpinismo, quindi la terza serata per esempio è stata molto più frequentata. Con Cristina abbiamo in programma altre presentazioni, ma poi per esempio una che è andata bene, perché ha questa cosa curiosa, è andata bene per tutti, nel senso per gli autori, l'editore e il libraio. Allora, libro sul birdwatching a Venezia, abbiamo organizzato la presentazione in libreria. Il giorno dopo un'uscita in Valle Mille Campi con uno degli autori che raccoglieva poi un'offerta, un contributo per la sua associazione. È andato tutto benissimo. Cioè, i libri si sono venduti, la gente, avevo 30 persone quasi, poi insomma tra i 25 e 28 la mattinata con la guida è stata bellissima e alla fine insomma sì, tutti contenti. Piccole cose che si riescono a organizzare con una fatica relativa e però danno anche un po' la soddisfazione del lavoro, perché sì, dopo i numeri desolanti che ci ha detto Vecchi, in realtà sì, dobbiamo avere delle soddisfazioni e anche ce le abbiamo, sono più quelle morali di quelle finanziarie. È vero che è sempre faticoso organizzare gli eventi, però io credo che sia molto importante in realtà anche per noi librai. Organizzare gli eventi vuol dire comunque tenersi i clienti vicini, perché sì, fa parte della promozione dei libri, degli editori. Io di solito poi scelgo sempre di presentare libri di editori che mi piacciono, perché ecco, come diceva qualcuno, il libraio vero vende i libri che gli piacciono.
perché sono gli unici che riesce a vendere, almeno io. Perché non siamo capaci di proporre una cosa che non ci piace, Sì, fondamentalmente. e quindi neanche la compro. Senti, ti faccio un'ultima domanda. No, aspetta, c'era una cosa che era venuta fuori. Ah sì, no, il rapporto. Ecco, un'altra cosa secondo me importante, soprattutto in una libreria piccola, è lo scaffale, cioè anche come presenti e come organizzi i libri all'interno della tua libreria. Quindi il pubblico che entra come può muoversi e orientarsi anche in autonomia nella tua libreria, e gli accostamenti che fai, che sono anche della vetrina. Io mi diverto molto a cercare che ci siano dei passaggi. Allora ne ho una. Allora, vabbè, una cosa divertente, è stata concepita da un pazzo la vetrina, per cui io ho uno spazio più o meno così per arrivare fino in fondo, ed è una vetrina abbastanza grande. La scaffalatura non si muove. Di solito ci sono cose con le rotelle, così. Ecco, quindi io devo strisciare un po'. Allora, in fondo tengo la parte ragazzi con le copie, cioè con i titoli dove ho più copie, in modo che là in fondo ci vado meno. Passare da quello al viaggio, alla cucina, alla natura, cerco sempre di mettere in vetrina dei libri che costruiscano un po' un percorso e funziona, insomma. Poi volevi chiedermi del catalogo, lo dico adesso? Volevo chiedere, dillo del catalogo, poi faccio un'ultima domanda. Allora, credo tutte le librerie specializzate in determinati settori lavorano sì con le novità, ma lavorano soprattutto con il catalogo, perché ci sono dei titoli di letteratura di viaggio che non puoi non avere, guide di montagna che non puoi non avere, anche se hanno anche diversi anni magari. Però se uno ti chiede un qualcosa sulla Via della Seta, certi titoli li devi avere. Non so, Hopkirk, che è un autore che non può mancare in una libreria di viaggio, ed è di un editore grande. Quindi io lavoro più a titolo che a catalogo anche nella scelta, mentre ci sono dei miei colleghi, sempre librai indipendenti della nuova generazione, quindi quelli che magari cercano anche di saltare la distribuzione o che non sanno neanche cosa sia il lavoro di un distributore, mi è successo. Loro lavorano con quell'editore e tutto quello che butta fuori quell'editore entra in libreria, viene proposto, che è un modo più che lecito di lavorare, però non può essere il mio. Con certi editori di nicchia sì, ma con altri io devo avere anche dei libri, non so, di Garzanti, un titolo ogni cedola, perché quel titolo per me è importante. Non posso avere appunto questo certo snobismo di altri miei colleghi di librerie indipendenti che dicono no, con quelli io non ci lavoro. Io ci lavoro ma li uso, cioè mi prendo quei 3 titoli che mi servono e basta. Ecco. Con quelli io non ci lavoro, secondo me è un modo totalmente antidemocratico dal punto di vista della lettura, che un libraio non dovrebbe mai avere, e come dicevamo prima le librerie, specialmente le specializzate, hanno sempre questo rapporto incredibile fra numero di editori e numero di titoli, cioè una proporzione di numero di editori molto alta rispetto ai titoli, perché magari appunto abbiamo di un editore un titolo. Certo. Ultimissimissima domanda, ti chiedo di essere telegrafico. Rapporti con la distribuzione, quindi tu lavori con i distributori, ognuno il suo mestiere, qualche editore diretto? Tutto. Allora, ho dei rapporti con qualche editore diretto, che per esempio uno è passato da avere una distribuzione a non averla più e gestirsi quelle poche librerie in autonomia, facciamo 2 resoconti all'anno e via. Lavoro con i distributori e ci sono degli editori con cui lavoravo direttamente prima che poi hanno scelto di essere distribuiti e quindi adesso lavoro attraverso loro, sono riuscito a mantenere le stesse condizioni. Ecco, per esempio quando
Cerrevecchi era distributore di tante cose, io mi trovavo molto meglio, adesso molte cose sono passate ad Ali e per quanto siano mantenute le stesse cose, però mi trovo meglio con Cerrevecchi, insomma. Muri e fisarmonica. Allora, comunque la libreria ha un andamento fisiologicamente così di alti e bassi, perché per forza per Natale ti riempi e per forza dopo devi un po' svuotare. Quindi la resa, secondo me c'è anche la resa sana, cioè quella che rientra in un processo fisiologico. Poi c'è la resa viziata, quando per esempio anche un editore ti dice guarda vai a farmi per favore questa presentazione, allora alle volte rasenta la marchetta, ma siccome dobbiamo pagare l'affitto facciamo ogni tanto anche qualche marchetta con delicatezza, insomma. Allora è il grande nome della Garzanti, tanto l'avevo già nominato prima per dire, allora vai in questa sala dove sono garantite 800 persone, così in realtà ci sono anche le 800 persone, ma siccome il libro l'hai trovato in tutti i supermercati, tutte le persone sono già lì col loro libretto, l'editore ti ha imposto perché sai io tanti spese, così devi almeno portare non so, 400 copie di questo più la lista dei precedenti, così. Questo mi è successo ancora tanti anni fa, non sono più caduto in trappole del genere, è stato un fiasco totale, insomma. E per fortuna c'erano lì sia l'editore che gli agenti e hanno riconosciuto la follia che c'era dietro a questa cosa, insomma. Ecco, poi non so perché. Basta perché grazie Gian Domenico, grazie. Allora, a proposito di promozione, modernità, eccetera, eccetera, io ho sempre combattuto anche con i librai della mia associazione, con quelli che categoricamente no, il digitale no, la parola digitale no. Invece non funziona così, perché io sono contraria ovviamente a certi utilizzi del digitale quando questi sono li possiamo annoverare fra la concorrenza sleale, mentre secondo me oggi come oggi dobbiamo invece anche noi librai piccoli, noi editori piccoli eccetera eccetera, dobbiamo sfruttare invece in positivo quello che ci porta il digitale. E nell'ambito della promozione stiamo lavorando su un progetto che si chiama proprio Promozione delle librerie indipendenti, che c'è stato finanziato dalla Regione Veneto. La Regione Veneto ha finanziato un progetto a noi, all'Associazione dei Librai di Confcommercio, all'Associazione degli Editori Veneti e alle biblioteche all'AIB del Veneto, e noi con la nostra quota di contributo della Regione abbiamo deciso di fare dei podcast audio dove alcuni librai raccontano qualcosa, quindi chi poi vuole ascoltare questi podcast scopre magari delle librerie che non conosceva. Io quindi adesso invito Aimé Diatta, che ha una società che produce queste cose, e devo dire io che sono una grande ascoltatrice di audiolibri e di podcast che mi piacciono tantissimo, perché poi oggi come oggi il podcast audio spesso è l'autore anche importante che ha scritto un libro che ce lo racconta, non ci legge l'io ma ce lo racconta. Quando parlando con i miei colleghi in Confesercenti ci siamo detti ma cosa possiamo fare, abbiamo pensato a questa cosa, io mi sono entusiasmata e devo dire che Aimé ci ha dato una mano fantastica. Allora io cerco Aimé qua di fare vediamo un attimo, dovrei avere qua la pagina, però adesso tu ci racconti che cos'è, eccola qua, che cos'è un podcast, come si fa, eccetera, eccetera. Buon pomeriggio. E ci dici bene anche chi sei, come si chiama la società tua, sì, eccetera. Sì. Allora, io sono Aimé, mi occupo di comunicazione digitale, la società si chiama 22HBG e nasciamo come produttori radio, quindi facciamo proprio il ferro, radio per trasmettitori radio e TV, e da 10 anni ci occupiamo anche di comunicazione digitale. Perché ho detto radio? Perché nel mondo della radio si usa una comunicazione monodirezionale, cioè chi ascolta la radio subisce,
mentre per il libro in realtà è il libro che ci porta a fare un viaggio assieme a chi ha prodotto questo libro. Oggi ho scoperto tante anime in realtà e ho scoperto che c'è tanto dietro a un libro, no? Perché noi facendo digitale perdiamo un po' tutta questa cosa analogica, no? Per noi contano i numeri, per certi versi mi trovo molto d'accordo con il sell in sell out, perché quando noi facciamo un'azione sul digitale ci rendiamo conto che funziona quando i numeri sono importanti. Ecco, è un po' più o meno la stessa dinamica che poi seguiamo nell'analizzare se l'azione che abbiamo fatto è buona o meno. Questo progetto, oltre ad aiutarci a scoprire che in realtà ci sono tanti capitani coraggiosi, perché ovviamente all'interno del lavoro che abbiamo fatto abbiamo raccolto anche tante storie dei vari librai che abbiamo conosciuto, Pangea è stato uno di questi, e abbiamo scoperto un mondo in realtà, cioè ci sono veramente delle storie umane che vi invito poi a scoprire, che ci hanno fatto capire che in realtà forse tanti non si rendono conto del valore di un libro. Cioè, è un po' questa la cosa che esce da questa cosa. E soprattutto abbiamo tanti maestri di storie che ci aiutano, che cercano di suggerirci anche delle cose che magari per noi sono banali o scontate, che in realtà andando a seguire anche i loro consigli scopriamo che dietro a un libro c'è anche più di quello che noi leggiamo magari. E noi vorremmo volgarizzare questa cosa. Ci racconti brevemente come hai realizzato questi podcast, che poi non sono ancora tutti, in tutto saranno una decina per cominciare, ma poi a noi piacerebbe che molti librai che li ascoltano abbiano voglia di partecipare a questo nostro progetto, e che poi questo ovviamente che moltissimi utenti ascoltino, e magari ci racconti anche su quali piattaforme troviamo questi podcast. Quindi come ne hai realizzato uno? Sì. E poi dove li troviamo? Siamo partiti un po', eravamo troppo ambiziosi, diciamo, perché in realtà volevamo fare una cosa molto artistica, riprendendo anche la fase di ripresa, la fase di take, però poi ci siamo resi conto che in realtà dall'altra parte non avevamo degli attori, no? Perché purtroppo spesso uno parte con un'idea, convinto di poter fare, poi si rende conto che in realtà deve un attimino ridimensionare e non snaturare il mestiere del libraio, no? Quindi abbiamo ridimensionato un po' tutta l'architettura del lavoro che volevamo fare e abbiamo sostanzialmente ascoltato i librai, no? Quindi li abbiamo spiegati un po' qual era il punto d'arrivo, abbiamo cercato di creare un po' una linea editoriale comune che aiutasse un po' il libraio a tirar fuori l'anima del suo lavoro, il perché delle scelte che fanno, il perché banalmente del nome della libreria, Mare di Carta ad esempio, o Dietro l'angolo, insomma tutte queste sfaccettature che portano poi a alzare la serranda, fare delle scelte di un certo tipo e soprattutto poi rispecchiare un po' l'anima del libraio nella libreria. Quindi abbiamo fatto un lavoro di pulizia, di finitura senza pregiudizi, perché poi purtroppo quando si fa questo lavoro spesso magari di 2 ore di riprese, sintetizzare tutto in 10 minuti non è facile, no? Quindi abbiamo cercato di non togliere troppo, ma non mettere troppo, anche perché purtroppo i tempi di adesso sono troppo veloci, non dobbiamo sforare certi numeri, quindi i 15 minuti per noi sono anche tanti, ma 15 minuti per un racconto sono pochi in realtà. Però abbiamo voluto, diciamo, dare un suggerimento a chi ascolterà il podcast per poi portarlo verso il luogo dove noi vorremmo. Io spero i podcast siano in realtà un inizio, perché il digitale può aiutare, non dico risolverà tutti questi problemi, però ci sono alcuni aspetti del digitale che possono aiutare a risolvere alcuni problemi che sono stati sollevati
durante questa giornata. Mi vengono in mente chatbot, cose così, però evito di pronunciare certe parole perché potrebbero linciarmi, e quindi già il podcast è un buon inizio, diciamo. Speriamo anche chi lavora comunque in questo settore di nicchia cominci a capire che in realtà, volente o nolente, il digitale c'è, deve essere un compagno di viaggio, uno strumento per riuscire a portare il lettore nelle librerie, quindi sfruttatelo, proviamo a capire come possiamo aiutarvi, però ecco, non è il diavolo. Stavo per dire una cosa ma non la dico. In quale piattaforme troviamo il podcast? Era proprio quello che non volevo dire, perché una delle piattaforme è quella di Amazon. Quindi... per forza, ma va bene. Finché è un podcast va bene, mica mi toglie il lavoro a me, scusa. Il podcast si trova in tutte le piattaforme, quindi Spreaker, Audible, Spotify. Abbiamo fatto una convenzione, anche quelle estere, diciamo. E andando su Spotify basta digitare libreria indipendente e troverete il podcast. Abbonatevi, mi raccomando, ascoltatelo. Se avete qualche feedback magari o curiosità potete interagire con noi, c'era anche la mail che segue tutto il progetto, e cercheremo gradualmente anche di costruire strumenti per aiutarvi anche a fare meglio il vostro lavoro sul digitale. Ovviamente non abbiamo le pretese di insegnarvi come fare il lavoro offline, però se riusciamo a creare qualche strumento in più per aiutarvi a risolvere tutti i vari problemi che avete individuato, avremo fatto gol. Ecco, questo è un po' l'obiettivo. Grazie a me. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie. E in bocca al lupo per tutto. Allora, io devo dire la verità, sono anche un po' stanca perché insomma, abbiamo fatto 3 orette molto dense, quindi non so se c'è qualcuno che vuole intervenire, una domanda, o qualcuno dei nostri colleghi della filiera che vuole parlare con qualcun altro dei colleghi della filiera, o qualcuno del pubblico che magari ha qualcosa da chiedere. Vieni a dirla qua perché sennò non registriamo. Grazie Gian Domenico. No, scusate, mi sono dimenticato una cosa che secondo me è importante. Riuscire a collaborare tra librerie. Allora, da anni a Padova fanno questa Fiera delle Parole, che è un festival di letteratura. Va bene, all'inizio la cosa è cresciuta, all'inizio la parte di libreria la gestivo io con un altro, adesso siamo arrivati, dopo le intrusioni, diciamo, delle grandi catene che prima vedono se un progetto funziona, quando funziona, zacchete. Adesso siamo riusciti che da un po' di anni siamo in 4 o 5 librerie, 3 indipendenti, Mondadori e Feltrinelli. La gestiamo insieme dividendo esattamente gli incassi, le spese, tutto quanto. E questa è una cosa, credo che sia una cosa abbastanza unica in Italia, questa collaborazione paritaria tra catene indipendenti. Poi abbiamo provato a Padova, c'è stato un tentativo di un'associazione di librerie indipendenti che ha avuto vita molto breve, per diversi motivi, però adesso siamo riusciti in 6 a organizzare per la giornata del libro del 23 aprile una serie di eventi in piazza. 23 aprile è stata una giornata di pioggia, freddissima e tutto, quindi sono saltate quelle cose, l'abbiamo riproposta domenica, per la prima volta in piazza 6 librerie indipendenti con delle letture, dei laboratori. Abbiamo invitato degli autori, appunto c'erano un paio di versioni di Marco Polo per bambini e ragazzi, come si diceva prima, io leggevo Tesson, dei laboratori di rose, ed è stata un'esperienza bellissima che anche la città ha recepito, mi sembra molto bene. Questa mi sembra una delle cose che si devono fare per riuscire
sopravvivere e a lavorare bene. E Ecco, a promuovere grazie. sempre i libri e attirare nuovi lettori, perché la nostra fiera Equilibri, in realtà, quando l'abbiamo pensata all'inizio, nasceva con l'idea di fare a Venezia una fiera di librai. Purtroppo, per varie ragioni, i colleghi librai, quando dico Venezia intendo il comune, quindi Venezia, Mestre, Marghera, non hanno aderito come noi speravamo, per cui alla fine abbiamo fatto una fiera di editori, dove però alcuni librai sono anche editori, per cui compaiono come editori. Ed è vero, perché è tutta promozione della lettura, e la promozione della lettura, infatti mi spiace che oggi non ci sia stato qui un rappresentante delle biblioteche, la promozione della lettura si fa tramite le librerie e tramite le biblioteche, e nella famosa legge del libro uno degli articoli parla del patto per la lettura, che dovrebbero attivare tutti i comuni e gli enti locali, ma noi crediamo che siano importanti i comuni più delle regioni, perché nel patto per la lettura si creano delle collaborazioni, e devo dire che a Venezia noi lo stiamo facendo in maniera estremamente virtuosa, delle collaborazioni fra biblioteche, librerie e scuole, laddove per esempio noi facciamo delle presentazioni, dentro le biblioteche comunali, avendo uno spazio gratis, perché stiamo parlando ancora di economia qua oggi, no? Con uno spazio gratis in collaborazione con le biblioteche. Quindi la promozione della lettura si fa in tanti modi, e la cosa fondamentale per il nostro Paese è allargare la platea di lettori, perché se avremo più lettori vivremo tutti meglio. Quindi, ecco, io concluderei così. Tanto il libro ci fa sempre, ci fa viaggiare con la fantasia, ci fa star bene, non devo dirlo qua perché tanto siamo tutti d'accordo, immagino. Vi diamo appuntamento. Seguiteci, perché per il nostro evento di fine settembre ci saranno anche delle novità interessanti, ci sarà qualcosa che succede prima, insomma seguite Equilibri. E lascio la parola a Angelo per la chiusura. È acceso? Sì. Allora, Equilibri quest'anno sarà 28 e 29 settembre, si terrà presso il chiostro di UAV, quindi comodo anche per Piazzale Roma. Aspettavamo di concludere questa giornata per dare la notizia ufficiale e uscire ufficialmente. Quindi 28 e 29 settembre al chiostro di UAV ci sarà la seconda edizione di Equilibri. Grazie a tutti per essere stati qua. Grazie a chi ha parlato, è stato veramente molto interessante. Abbiamo capito, credo, tutti qualcosina in più. Se posso dire una cosa, devo dire che c'è un filo rosso su tutto quello che ognuno di voi ha detto, che accomuna un po' in generale un po' tutte le attività. Diciamo che il mondo è cambiato molto velocemente negli ultimi 10, 15, 20 anni, quindi un po' tutte le attività si sono dovute un po' adattare. E siamo in un momento in cui un po' tutti i mestieri devono fare un esame di coscienza, capire come evolversi insieme ai tempi. Quindi capisco le dinamiche, capiamo i problemi, però mi pare che siamo sulla strada giusta. Già essere tutti qua a parlarne è già tanta cosa. Quindi grazie. Grazie. Volevo solo dire un'ultima cosa, che con un minimo di calma, ma intendiamo trasformare tutto quello che si è detto oggi in qualcosa di pubblicato, magari sarà pubblicato in un PDF, forse non stampato, ma non sappiamo, perché abbiamo tutti qua per fare anche una cosa stampata, vediamo. E quindi comunque poi avremo modo tutti noi di divulgare quanto si è detto oggi anche a chi non è riuscito a venire, insomma. Ecco. Grazie ancora a tutti. Grazie.